Dai ragazzi che serve un po' di pensiero positivo collettivo. Dai, dai. Ciao Enzo. Allora ragazzi, siamo pronti, siamo pronti. Li avete lasciati i like? Li avete lasciati i like? Dai, che oggi io sono estremamente triste. Stavo guardando la Champions, volevo fare una bella live parlando di calcio e ne parleremo sicuramente, ma questo signore qui ha bisogno del nostro aiuto, del nostro pensiero elettrico verso l'universo positivo. Ciao Andy, ciao Alessandro, Aris, Vincenzo Totaligiaco, buonanotte, grazie amico mio, non ti preoccupare. A613, benvenuto Mod, Forza Dios, esatto. Energie positive, esattamente. Ciao Francesco, ciao Roberto. Oh, fammi abbassare questa musica che è troppo aggressiva. Ecco qua, penso che così vada bene. Guagliù, la verità è questa, è che ho fatto il video, insomma, ieri notte per postarvelo presto al mattino, insomma, verso le 6 ho postato il video dove ho fatto un po' di approfondimento sul Reika, no, sul Reika, di anticipazione, insomma, domani è la vigilia della partita e quindi abbiamo parlato un po' di così e arriva la notizia di Diego in ospedale. E la prima notizia che era uscita in nottata ieri sera era di una depressione, insomma che lui era 3 giorni che non mangiava e quindi che era stato ricoverato per questo motivo. In realtà si viene a scoprire che è caduto, è una caduta che gli ha procurato praticamente, io non voglio dire cose sbagliate a livello medico, ma insomma la situazione è che deve operarsi al cervello. Quindi, ematoma subdurale, ecco qua. Grazie Mod. Il fatto di Anastasio, benissimo. Sembra non sia un'operazione complicata. Allora, questa è la cosa buona che ci dice Francesco. Sì, Enzo era un giovane del Napoli, ha fatto tutta la trafila nel Napoli, poi è andato al Padova, poi è andato al Parma. Il Monza se n'è interessato. Buonasera a Stanz Luis. E poi il Monza lo ha comprato a titolo definitivo, ma lo ha girato al Rijeka in prestito. Quindi il ragazzo che ha fatto col Napoli, insomma, ha fatto anche allenamenti, ha fatto amichevoli, ci sono foto di lui su Instagram con Maggio, che affronta Maggio, poi ci sono foto abbracciato con Luperto, insomma, il ragazzo conosce bene l'ambiente e immagino che magari il video che ti ho girato, vedi un po', Mod, ma intendi il video dello youtuber che fa la tattica? Insomma, io addirittura prevedo che questo possa partire titolare. Non è titolarissimo nel Rijeka, però visto che affrontiamo il Napoli potrebbe essere. Loro giocheranno con un... No, quello su Diego. E allora mi dici dove me l'hai mandato, amico mio? Perché io ti ho chiesto, mi devi aggiungere su Instagram, su Telegram, mi devi aggiungere perché dobbiamo parlare in privato anche per organizzarci. Stai guardando l'Inter? Stavo guardando l'Inter, sì. Massimo Pettine, buonasera. Buonasera ragazzi, siete avvicinatevi. Io faccio le live così, quindi voi dovete essere iscritti e aver cliccato sulla campanella, tutte le notifiche in modo tale che non ve ne perdete una. Poi ogni tanto YouTube fa pure così, quindi se tu la stai vedendo dopo che non ti è arrivata la notifica non è colpa tua, è colpa di YouTube, nemmeno mia, è colpa di YouTube. Giollo 2, buonasera.
Coagulo al cervello, ragazzi. Vabbè, comunque la questione per l'operazione pare che non sia complicata, ok, però è un uomo di 60 anni che ha molti acciacchi, è uno che nella vita non fisicamente non è mai stato al top della forma. Mi sono dimenticato, no, l'ho detto. Nel video l'ho detto, nella live non ne parlo. Luigi Della Vecchia, ciao, benvenuto come sempre. Ho visto il Napoli contro il Sassuolo, sono molto demotivato. Allora Massimo, noi non ci dobbiamo demotivare troppo. Io ho fatto attente analisi. È una sconfitta diversa da quello con la Z Alkmaar. La Z Alkmaar ha fatto la difesa estenuante come si è difeso anche il Sassuolo. Però il Napoli, nonostante la difesa bassa del Sassuolo, le occasioni le ha create. Quindi io non sono completamente demotivato. Certo che dobbiamo fare meglio e di più. Luigi Della Vecchia comincia con le donazioni. Ma allora tu mi vuoi bene, amico bellino? Certo che mi vuoi bene. Tu non hai mai smesso in realtà. Non hai mai smesso e lancia un messaggio che io vi metto in sovraimpressione perché l'amico dice donate. Ma ragazzi, chi può, chi non può non fa niente. Chi non può mettesse il like. Grazie mille amico mio. Sempre, ma sempre tipo Forza Napoli, sempre, grazie mille, sempre, allo stesso modo. Allora, amico, se io apro il link in un new tab, se laggo non vi preoccupate, torno subito, Torno subito perché no, dice si è verificato un errore, quindi non riesco ad aprirlo. Aspetta, forse se aggiusto il link un attimo. Fammi vedere se riesco a vedere. Partono pubblicità iosa. Vediamo un po' se riesco a vederlo senza far saltare tutta il fazzoletto di... Arrivo, ragazzi, arrivo. Non vi preoccupate. Ah, vabbè, quindi che sono notizie sull'operazione di Maradona. Ho capito. Allora, senti, io mi sono fatto un'idea sul Napoli. Mertens sta soffrendo la posizione, infatti si affianca al campione. Vabbè, tu sei sempre molto critico con Osimhen. Si affianca al campione davanti e secondo me, come al solito, sono incompleti. Manca il trequartista. Andy si affianca solamente in fase di non possesso. Valerio, non è per te, per loro va bene, Luigi. Si affianca solamente in fase di non possesso per fare il primo pressing sui difensori. Quando siamo in fase di possesso, Mertens deve stare dietro Osimhen, deve lanciarlo, deve venire anche un po' più verso i centrocampisti per dare delle soluzioni, però ha funzionato col Parma, ha funzionato col Genoa, ha funzionato in altre partite. Il Sassuolo è stato fortissimo nel costringerci, insomma, a guardare il loro possesso palla. Sono rimasti molto bassi, cosa che non fanno mai, quindi si sono adattati loro al nostro sistema di gioco e ci hanno un po' incartato. Questo è successo, ma io non sono così. Secondo me Mertens è scarico mentalmente perché quel gol che si mangia non è da me, là non è questione di posizioni o niente. C'hai tutta la porta spalancata e lui la chiude troppo sul primo palo. Alla fine sì, 7 partite ne abbiamo perse 2, l'unica cosa che mi preoccupa, dice Enzo, è quando andiamo sotto non riusciamo a fare gol, però non vuol dire che non si sbilancia per non subire... no, non è proprio... Sì, hai ragione, nel senso abbiamo alla fine subito gol anche col Benevento, ma la reazione è stata feroce e l'abbiamo rimessa in piedi. Quindi ragazzi, questo è un anno... Questo che vi sto dicendo vale per tutte le squadre, vale per tutte le squadre. Io stavo guardando stamattina l'Atletico Madrid contro il Lokomotiv Mosca. L'Atletico Madrid ha fatto una partita di attacco continuo, poi sono riusciti a fare un gol, loro hanno pareggiato con un pareggio, l'Atletico Madrid non è riuscito, c'hanno Suarez, c'hanno Joao Felix, c'hanno Correa, Jimenez, Llorente, Marcos Llorente, hanno dei giocatori che sono superiori ai nostri, eppure non sono riusciti a riportarla in sesto, non sono riusciti. Suarez, il top play, non sono riusciti, perché alle volte capita anche questo. È un'annata in cui nessuna squadra, ho guardato un pochino tutti i campionati, il Liverpool non riesce a staccare, è primo però non riesce a staccarsi dalla seconda.
Il Bayern di Monaco è affiancato dal Borussia Dortmund. Il Paris Saint-Germain, che di solito fa sempre grosse, si lascia sempre la seconda alle spalle. Il Lille sta là. Il Milan sta reggendo in campionato, ma stanno mancando Juventus e Inter nel nostro campionato. La stessa cosa in Spagna con Real Sociedad. Quindi è un'annata particolarissima. Tutte le squadre stanno dimostrando un po' di discontinuità, tutte le squadre a livello globale. Un po' è il Covid, un po' è difficile le bolle, allenarsi, non allenarsi, quello è positivo, attenzione, la tensione addosso. È un'annata molto molto particolare e dobbiamo essere anche pazienti. Io vi invito alla pazienza quest'anno perché... Ciao GioTV, tu sei quello che mi ha mandato il messaggio ieri. Grazie amico mio, mi ricordo il nickname. Sei tu o tuo padre o tutti e due? Speriamo che il partito di Victor abbia ancora degli estimatori anche qui. Elpidio. Sì, non ti preoccupare. Se rivince quello, me ne vado in Nuova Zelanda, le prossime donazioni te le faccio in dollari NZ. Luigi... Vedi, se trovi una casa con 2 stanze me ne vengo con te. Ragazzi, allora, siamo pochi, è giusto, sta giocando l'Atalanta, sta perdendo, Stava 2-0 il Liverpool, quindi teniamo sempre un occhio. Voi fatemi sapere che è più facile per voi. 5 babà. Gesù! Quindi tripletta di Jota, Salah, Mané, mamma mia! Mamma mia, che sta succedendo ad Atalanta, al Bergamo? Cacchio! L'imbarcata, ragazzi, l'imbarcata l'hanno presa, è effettiva, è evidente, e pesa e soffre. L'Inter ha preso il gol di Benzema su un erroraccio di Hakimi, il top player. Allora anche i top player fanno gli erroracci. Allora ci lamentiamo di Di Lorenzo? Sì, lamentiamoci, ma se avevamo Hakimi poteva capitare un errore anche ad Hakimi. Benzema solo davanti al portiere. Dopodiché non marcano Sergio Ramos su calcio d'angolo. Ma è mai possibile? Una squadra zeppa di giocatori di esperienza? Non abbiamo l'esperienza, perché quando il Napoli sui calci piazzati non marca il loro più grande colpitore di testa, all'Inter, alla Juve non sarebbe successo mai. Succede all'Inter, non si sono marcati Sergio Ramos. Succede alla Juventus quando non marcarono all'epoca De Ligt quando giocava nell'Ajax. Ragazzi miei, noi dobbiamo fare le analisi. Se il Napoli sbaglia la partita, se sbaglia la formazione, se non la leggono bene, se i cambi sono così e così, sì, ne parliamo, la analizziamo e facciamo le critiche costruttive, ma dobbiamo capire che le squadre top sopra lo schermo comunque perdono e cacano spesso. Noi che invece abbiamo dei limiti anche spesso qualitativi, facciamo la stessa fine loro molto spesso. Quindi voglio in questa live che tutti voi, anche quelli più critici, si rendano conto che il Napoli non è fatta di alieni, le partite si possono sbagliare, ma non dobbiamo fare drammi, perché se facciamo drammi comincia il mormorio in città e con il mormorio in città questa squadra retrocede. Invece no, possiamo tranquillamente giocarcela per il terzo quarto posto e chissà, se le cose ci vanno un pochino meglio, se Osimhen esplode bene, se Mertens ritorna, se Lozano invece di andare a sbattere sta più fresco e quindi dribbla, possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni, perché quest'anno abbiamo una rosa completa. Forse sul terzino si può ragionare, però quest'anno è una rosa più completa degli altri anni e quindi con i 5 cambi, con le cose, potremmo soffrire leggermente di meno, perché Gattuso non si prende alibi, il fatto del doppio impegno. Ok, ho fatto il mio editoriale, fatemi leggere i vostri messaggi. Allora, sei un grande Alex Archidiacono. Quest'anno l'obiettivo deve essere la qualificazione in Champions, fare una buona Europa League. Sì, esattamente. Comunque io non ce l'ho con Osimhen in quanto tale, ma sempre con la società che dice di aver speso 80 milioni. Guarda, su questo, Andy, ti do ragione. Ovviamente 80 milioni, ognuno poi tira l'acqua al suo mulino. De Laurentiis per atteggiarsi dice 80 milioni, se poi vai a vedere sono 50 in 5 anni,
più qualche scartina, Carnesis, i giovani, e quindi insomma è un'operazione costosa sicuramente. Magari con quei 50 milioni potevi prenderti un Cavani a parametro zero, potevi prenderti altri giocatori, sì, su questo sono d'accordo, là sono scelte tecniche e imprenditoriali. Io dico che Osimhen, se lo aspettiamo, io ho predetto positivamente un 15 gol per lui, ma ne farà fare tanti. Per ora ne ha fatto uno solo, però non è che si è mangiato questi gol che tu dici, ah, no, è il più scarso del mondo. No, ce lo invidiano. Quindi aspettiamolo un attimo quando le cose si rimettono a posto, perché noi il Napoli non sta giocando male, però possiamo migliorare, lo schema è nuovo, tutta una serie di cose che non sono delle scuse, ma sono delle attenuanti che ci devono permettere di stare tranquilli. Allora, vai Marat, non ti preoccupare. Buonasera Levitan, benvenuto. Il bot sta facendo il suo lavoro grazie ai mod, l'infaticabile lavoro dei mod, ragazzi, vi ringrazio tantissimo. Secondo me l'Atalanta non riesce a subire le squadre come Manchester City e Liverpool, non riesce a fare tanto per inesperienza in Champions, ma anche quello c'è. Oltretutto sì, loro hanno fatto la Champions l'anno scorso, dove sono andati avanti, sono stati anche un po' fortunatelli, nel senso le prime 3 le hanno perse, poi hanno giocato abbastanza favorevole, poi hanno fatto delle grandissime partite, si sono meritati il percorso che hanno fatto. L'Atalanta è così, l'Atalanta si può esaltare, ma la verità è che loro accettano gli uno contro uno e quando la squadra è più forte e sta in forma le prendono. Le prendono. Nico Arena, benvenuto. Antonio Carannante, criticare Osimhen è da folli, e sono d'accordo, aspettiamo. Ma dobbiamo aspettare un anno, Io non è che dopo 15 partite possiamo criticare. Per me va aspettato un anno, sono tantissimi gli esempi di cui insomma, giocatori che il primo anno fanno fatica e poi dopo esplodono. Lo stesso, ne cito uno solo nostro, Koulibaly. Il primo anno abbiamo detto mamma mia, con questo pigliamo gol, dopodiché cosa è diventato Koulibaly? Quindi calma. Comunque Victor crescerà, ricordate K2 un certo Platini, ecco qua, vedi, io dico le cose, gli amici bellini sono sintonizzati con il mio, come si chiama, con il mio pensiero collettivo, e Levitan Artemis Blow mi regala un caffè macchiato e io lo ringrazio infinitamente, ragazzi, guardate com'è bello, la donazione è verdina, credo che sia sempre per il fatto che, boom, dipende dall'amount, da quanto, mamma mia che bello, e guardate, anche può giustamente utilizzare le emoji degli amici bellini perché è una cosa speciale. Grazie mille amico mio, ti metto qua, grazie mille per il supporto. Allora, top player, sono top player amici bellini, è proprio vero. Oramai abbiamo la tua stessa testa per quelli che stanno guardando ogni video, sempre un commento e like, mi fa piacere Enzo. Osimhen è forte, non critichiamo sempre, dobbiamo stare uniti. Bene Nico, sono d'accordo. E poi Andy, volevo ripetere, insomma, io non sono difesa a spada tratta, quando c'è da fare una critica si fa. La critica per esempio a Fabian Ruiz l'ho fatta, la facciamo, vogliamo che si svegli, uno con quella tecnica, con quel potenziale, quindi non è una difesa sempre a spada tratta. Lo stesso Manolas, no? Che noi abbiamo esaltato quando l'abbiamo comprato, è venuto un po' meno, e quando vengono meno noi li critichiamo. Per me non è arrivato ancora il momento di criticare Osimhen. Se ci dimostrerà 3-4 partite dove porta vuota, non segna o la tira fuori, allora ci ragioneremo. Giovedì Petagna fa 2 gol, se parte da titolare Gio TV penso che partirà da titolare al 90%, perché Osimhen è squalificato e quindi Petagna probabilmente ora c'è da queste, al massimo potrebbe giocare Mertens in attacco, non credo, però sarebbe poi dopo lasciare Petagna in panchina, Mertens in attacco con un Elmas dietro, potrebbe essere, ma credo che sarà il momento di Petagna titolare sicuramente. Esattamente Enzo, è come la questione di Lozano, poi all'epoca anche
Hiller che fu criticatissimo perché comunque il leone, la grande cosa, si creano quelle aspettative esagerate, sbagliano un paio di partite e questo succede. Preferirei un 4-3 con Mertens punta. Roberto, in che parte? Valerio, in che parte? Roberto Ciambelli, che parte di Napoli abitava? Amico mio, io abitavo a Fuorigrotta, a Piazzale Tecchio, e se anche con le finestre chiuse il boato del San Paolo lo sentivo. Quindi io quando guardavo le partite su Sky, il boato del San Paolo lo sentivo prima del gol, per farti capire quanto vicino ero allo stadio. Pareggio dell'Inter, ci dice l'amico Elpidio. E quindi 2-2 a Madrid. Ivan Perisic. Allora io poi non è che mi voglio atteggiare, ma ovviamente con questo 3-5-2 che sta giocando oggi Conte, c'è Bastoni, c'è D'Ambrosio, ha più senso rispetto a un Kolarov in difesa. Allora sono un pochino meglio strutturati. C'è Brozovic a centrocampo invece che Eriksen, che lui non lo sa far giocare. Insomma, le fasce come al solito importanti, e hanno segnato le 2 punte. Un Perisic che è quasi adattato seconda punta, ma che con la tecnica che ha, se si prende insomma lo spazio che serve, possono fare bene sicuramente. Costanzo Sorrentino, il collaudo del 4-2-3-1 dovrà ancora Opem. Vabbè, intendi qualche altra cosa, ma sicuramente ho capito, insomma, dobbiamo ancora studiarlo. Questo sicuramente. I quartieri spagnuoli. A proposito, che ne pensi di un 4-4-2 con Rombo a centrocampo, Ciro vertice alto, così da avere più spazio? Ah, quindi tu... Allora, praticamente, noi, ti ripeto, noi stiamo facendo il 4-4-2, però il 4-4-2 che stiamo facendo adesso prevede i due centrocampisti centrali, Fabian e Bakayoko, per farci capire, e Mertens invece una delle punte. Se dici tu col rombo, vuol dire che 4 difensori, i 4 non lo posso fare con le mani. Insomma, praticamente avremmo 3 punte. Cioè tu dici con Osimhen, Petagna, per capirci, punte centrali, Mertens più dietro, quindi Mertens deve fare poi il centrocampista. Perché capisco il rombo, ma in fase di non possesso il rombo avviene quando hai la fase di possesso, no? E quindi i 2 centrocampisti si devono mettere in verticale. Quando sei in fase di non possesso, se ti metti in verticale sei bucabile, quindi ti devi mettere così. Stai reinventando Mertens centrocampista, che secondo me per l'intelligenza che ha lo può anche fare. Lo fa Gomez, insomma lo stesso David Silva che è più centrocampista che mezza punta nella seconda fase della sua carriera. Però lo costringi un po' troppo lontano dalla porta. Si può fare, tutto cosa si può fare, non vorrei che poi allontanandolo troppo dalla porta lo deprimi. Secondo me Mertens ama stare vicino alla porta anche per prendere qualche seconda palla, ma l'amico Luigi Cicatiello, boom, non fa mancare il suo supporto. Caffè pagato per un grande tifoso del Napoli. Grazie amico mio, grazie mille. Copriamo qua il Valerio Fluido, comincio a sparire, mi faccio un po' più alto. Ragazzi, siamo 31, siamo pochini, capisco perché c'è la Champions, sicuramente appena finiranno le partite tutti gli appassionati di calcio ci raggiungeranno. Quando arriviamo a 100 mi piace, io leggo una cosa scritta dal grande Nicola De Cornelis, giratami da Elpidio, voi lo sapete, chi mi segue, il buon babbo. Mio padre, insomma, presta la sua voce molto spesso per questi che sono a tutti gli effetti dei poemi. E quindi per dare una cosa positiva, un pensiero positivo a questo signore qua, vedi che ha sfidato il 3 novembre di 15 anni fa. Lui ha sfidato la legge della fisica, lui ha deciso che quel pallone poteva alzarsi così e poi riabbassarsi subito, non c'era lo spazio fisicamente per fare quella cosa là. Lui il 3 novembre, proprio il 3 novembre di oggi, di 15 anni fa, ha sfidato le leggi della fisica. Immagino che il 3 novembre lui sfiderà le leggi della chimica, della matematica, della medicina e dovrà farcela e uscire vincitore anche questa volta, perché non è possibile. Non è possibile. Lo so Luigi, lo so, e per questo noi questa live è dedicata
Non 15 anni fa, 25 anni fa, 35 anni fa. Che sto dicendo? Ho sbagliato tutto? 85... Ah già, come se fosse il 2000. Vabbè, fatemi modificare anche il titolo perché mi sono... ero ubriaco. Quindi 85 arrivare a 2020 siamo 35 anni fa. Mamma Carmen. Come mi sento vecchio in questo momento. Eh sì, perché all'85 io tenevo 2 anni, quindi 35 anni fa. Non si può. No, era Strasi, vabbè, sto proprio a fare. Parliamo un po' di Rachmani. Possiamo dire che ormai dovremmo cominciare a pensare a lui come un calciatore full e funzionale al gioco di Uppsala. Elpidio, questo è un, come si dice, è un tema molto caro a te. Io non ho questa fretta, sinceramente, di vederlo finché Maksimovic ci garantisce buone prestazioni per far rifiatare Manolas, che sta sempre un po' tienimi che ti tengo, e Koulibaly gioca bene. Io non ho fretta di vedere Rachmani, perché Rachmani è un buonissimo difensore, ma non ti cambia né in impostazione né insomma non è Thiago Silva, quindi non ho fretta. Però è importante vederlo e cominciare a farlo giocare, per farlo entrare nei meccanismi della squadra, perché non vorrei che poi dopo, se è in emergenza, lo devi buttare dentro e non è pronto, i compagni non lo conoscono bene. Non dovremmo aspettare la Coppa Italia, su questo sono d'accordo con te. E potrebbe essere che insomma la partita col Rijeka potrebbe essere un'occasione, assolutamente. Amore, ho sbagliato i calcoli, amore. Ho detto 15 anni invece di 35. Amore. Secondo me il modulo 4-2-3-1 va bene. L'unica cosa che servirebbe un centrocampista con i piedi buoni che può lanciare Osimhen e non farlo giocare le spalle alla porta, perché non è ancora pronto. Tra l'altro, pronto o non pronto, non è proprio il gioco suo. Lui ce la sta mettendo tutta a fare anche a sportellate, a mantenerlo, insomma a controllare il pallone e poi a girarsi. Però GioTV, bella idea. La posso fare, ve la potrei organizzare. Però il problema è che il lancio, tu ce l'hai la qualità, no? Fabian ti può fare un lancio, lo stesso Koulibaly è bravo, Mario Rui c'ha un buon piede. Il problema è la profondità, che oramai le squadre già ci sono parate e non ci lasciano più. Quindi ecco che è il lavoro di Mertens che è importante. Da punta, da sottopunta, si deve venire a prendere uno dei difensori, no? Venendo più dietro, e se quello ti segue si crea poi il buco dove Osimhen si può lanciare. Quindi dobbiamo, anche con un po' più di giro palla, quando la verticalizzazione immediata non ce l'hai. Scusate ragazzi, io sto bevendo un po' di soda e quindi ogni tanto ho dei rigurgiti, voi mi perdonerete. Devi farli uscire. Allora con un pochino di giro palla li devi attirare anche fuori, ed ecco che si può aprire qualche spazio. Noi il giro palla ci siamo arrabbiati, abbiamo detto il giro palla è sterile, non segniamo più, se facciamo solo il giro palla ok. Però li devi anche stanare. Se loro restano dietro, la lanci, a chi la dai? La dai o al portiere o ai loro difensori, e quindi là devi salire. Domani secondo me sarà una partita tatticamente dove impareremo parecchie cose, perché mi sembra evidente che loro si chiuderanno, saranno molto coperti e sarà una di quelle partite là. Non voglio alibi, certo, sarà una partita tosta perché è sempre internazionale, perché si difenderanno ad oltranza, però devi trovare una soluzione. Credo che l'unico problema è che giochiamo una partita dietro l'altra e quindi è difficile anche provarle certe cose, no? In allenamento. Però Gattuso comunque sono professionisti, vediamo un pochino come si deve fare. Più vicina l'Inter al 2-3 che il Real, interessante. Mertens deve tornare in forma assolutamente. Un Veron che giocatore che era, mamma mia. Però Fabian, non mettendo in discussione che è forte, rallenta un po' il gioco, sì. Alex, purtroppo è vero, questo è il grande difetto di Fabian. Il monopiedismo.
Anche Carmine Rea, caro Elpidio, come vedi vuole vedere Ramani in azione. Ross JS, buonasera. Sono curioso di vedere il girone di ritorno con Emerson Palmieri, Costanzo Sorrentino, ma tu dici che è fatta praticamente? Io non ho notizie ufficiali in merito, ma insomma sarebbe un buon acquisto. E allora se tu mi dici che è fatta, chi cediamo? Perché sicuramente non possono rimanere poi in 6. Ci disfiamo di Gulam che comunque fisicamente non ce la fa, oppure c'è qualche offerta per Yusai per non farlo andare in scadenza e perderlo a 0? Ragazzi, se voi vedete la top 11 dei giocatori che vanno in scadenza, cioè tipo Messi che ogni anno deve rifare il contratto, insomma ci sono giocatori incredibili, tutti giocatori da 50 e passa milioni. Sulla fascia destra c'è Yusai che vale una 14 milioni secondo loro essendo in scadenza, quindi se lo vuoi vendere adesso una quindicina di milioni te li fai. E comunque voglio dire, se ti serve un terzino affidabile 15 milioni su assai per Yusai, diciamoci la verità, perché poi sì è affidabile ma non ha la qualità per un top club. Bisogna essere onesti, io lo difendo ma bisogna essere onesti assolutamente. Allora andiamo a vedere quindi se l'Inter, siamo all'80°, quindi l'Inter resiste sul 2-2, però a quanto mi dite stanno spingendo, cominciano a girandola di sostituzioni invece a Bergamo, sono entrati Firmino, Keita e Milner per il Liverpool, questo verso il 66esimo, mentre Malinowski, Zapata, Pessina, insomma non ci sono cose da segnalare. Il Porto vince 3-0 sull'Olympique di Marsiglia, mentre il Bayern di Monaco è bloccato sul 2-2 dal Salisburgo. Manchester City vince e il Midtjylland è in svantaggio per 1-2 contro l'Ajax. Gol del Real, attenzione, vedi non si fa tempo a parlare che l'Inter stava spingendo e il Real Madrid si riporta in vantaggio con Rodrigo, assist di Vinicius Junior, e quindi tutti quei discorsi che Benzema ce l'ha con Vinicius Junior perché gioca contro, non gliela passare. Se ha fatto l'assist vuol dire che Vinicius Junior non gioca contro e gioca pro. Valerio, volevo sapere un tuo parere musicale, ma se sono fuori luogo... No, non ti preoccupare, Ross, siamo pochi, siamo in pochi, si può parlare anche di musica. Un abbraccio Fabio, come sei bello verde. Fammi sapere la tua domanda musicale, Ross, non c'è problema. Cose turche, diceva Totò. E quindi, insomma, fatemi sapere le vostre domande. Ci vorrebbe un difensore più abile con i piedi, che può dialogare con il centrocampo così di farli venire fuori. Francesco, è quel difensore è Koulibaly. Anche Maximovic, ma Koulibaly molto meglio. Fabio sta in ansia e anche io sto quasi sempre. È una come si dice, uno stato perenne di ansia, no? Il tifoso del Napoli. In questo caso dividiamo l'ansia tra la partita di Coppa e le condizioni di Diego, sicuramente. Un mio parere sui Tool. I Tool sono un gruppo tecnicamente sopraffino. Io dei Tool adoro i suoni dei Tool che sono moderni, sono belli tosti, e poi la composizione musicale è un po' complicata per me. Io amavo i Dream Theater all'epoca, mi è sempre piaciuto il progressive rock e metal, no? I Rush, però poi sono diventati un pochino troppo complicati, volutamente complicati, e io nel frattempo sono diventato sempre più morbido e pop come gusti musicali, quindi mentre mi piacciono i Black Sabbath ascolto anche Ariana Grande, per farvi un esempio estremo, perché mi piace la melodia, mi piace quando una canzone è semplice che ti resta in testa, vuol dire che hai fatto qualcosa di straordinario. I Tool sono fortissimi, però se non li ascolti assai non ti rimangono in testa, almeno le canzoni più complicate, e quindi
Francesco mi offre un caffè, ragazzi, io avrò probabilmente un eccesso di caffeina per le vostre live, ma vi giuro che ne faccio buon pro, nel senso non me ne prendo tutti i caffè, ogni tanto qualche spremuta d'arancia, perché è importante anche il sistema immunitario, la vitamina C, mai come quest'anno importantissima. Ringrazio Francesco per il supporto e lo mettiamo qua sopra Luigi, grazie mille amico mio. Allora, tocca la palla con la mano. Ah, che sta succedendo? Che sta succedendo? Sono arrivato in tempo? Quanto tempo sei live, Magnum? Da una mezz'oretta. Vedi quanto conta la cantera? Che non capisce ADL, Jota è un mostro. Lo so. Purtroppo la cantera è... cioè, settore giovanile è una roba... Oltretutto, mentre ascoltavo la trasmissione dove il buon Salvatore Caiazza aveva indovinato che l'Anastasio nel Reika era quello del Napoli, lui fa un inciso e dice che il Napoli ha sostituito Valoti del settore giovanile con Stefanelli. Ora, non conosco il valore né dell'uno né dell'altro, ma il cambiare continuamente pure non va bene. E quindi il Napoli è sempre carente sotto questo punto di vista, perché se non lavori sul territorio, poi è una roba che va fatta per bene e ci vogliono anni per svilupparlo per bene, per vederne i frutti, ecco. E purtroppo è una cosa che De Laurentiis non ha mai veramente fatto. L'ha fatto a parole e poi non ha mai seguito un effettivo investimento. Allora, Angelo De Pasquale, buonasera. L'Atalanta sta giocando benissimo, non ha subito altri gol oltre i primi 5. Giustamente, ragazzi, è qua. Poi sono curioso di sentire, perché l'Atalanta è sempre molto esaltata dalla stampa, no? Siamo tutti atalantini. Sì, siamo tutti atalantini, va bene, però quando poi sbagliano la partita lo dicono, oppure dicono però il Liverpool era più forte e loro non hanno sbagliato niente? Perché poi col Napoli loro erano in fuori forma e noi non abbiamo fatto niente di che. Non lo so, non lo so. Allora, continuiamo a vedere. Fuerza Diego. Ragazzi, tra una sessa siamo pochi. Quando finisce la partita, che esplode la live, vi farò sapere. Vi leggerò questa cosa che vi faccio vedere un attimino in anteprima. Vediamo se la riesco a far vedere. Eccola qua, la vedete? Tanto gli faccio gol lo stesso. E proverò a imitare mio padre con la voce, senza esagerare, perché poi diventa una stronzata. Però leggerò questa cosa e speriamo di lanciare un po' di pensiero positivo a Diego, che ne ha bisogno. Rieca, non Reika, Rieka, non lo so dire, la dobbiamo chiamare Fiume. Ecco qua, chiamiamola Fiume e stiamo a posto e non ci sbagliamo. Fiume. Ieri in un'altra trasmissione tra Osimhen e Osimhen ho sentito Osimen, una ragazza che presentava una roba. Ragazzi, io non voglio... Vi faccio una confidenza, siamo solamente 43, se voi sentite questa cosa dopo. Io sono molto cattivo molto spesso quando giudico tantissimo gli addetti ai lavori, perché sono un po' invidioso fondamentalmente, che loro campano di questo senza studiare, senza essere preparati. Quindi sono un po' giudico in maniera cattiva. Però devo anche mantenermi la palla un pochino, perché se un domani, per esempio, vengo invitato in una trasmissione dove ci sta gente che non mi piace, ecco, devo avere la capacità di tenere loro testa, senza poi tu mi hai insultato all'epoca, quindi non lo chiamiamo a quello, perché le cose girano. Quindi io sarò un po' codardo da adesso in poi, perché sento nell'aria che qualche partecipazione in qualche trasmissione può succedere prima o poi, e non vorrei che poi non succeda, perché sono stato troppo tranciante. Lasciamo perdere. Chi preferisci tra Ospina e Meret? Mamma mia, Carmine, Meret per me è il portiere del futuro.
Ospina ci sta facendo. Hanno avuto entrambi, secondo me, un ottimo rendimento, anche alternandosi, cosa non facile per i portieri che si alternano. Meret ha fatto degli autentici miracoli, specialmente nella gestione Ancelotti. Ospina ha fatto buone parate, più personalità. Io credo che Meret sia il futuro. Ospina ha anche la sua età. Per ora, avendo più personalità, probabilmente Gattuso lo schiera nelle partite più importanti. E speriamo che Meret faccia tesoro, perché poi tra di loro si vogliono bene, si abbracciano, si supportano. Non c'è questo dualismo, è il dualismo più nostro. Però ad averceli due portieri così, non tutte le squadre possono vantare un secondo portiere così forte, qualunque fosse. La cantera è il talone di Achille del nostro settore. In questo i tanti calciatori fuffa partenopei che dovrebbero rimettere ciò che hanno avuto, vedi i vari noti che volevano appropriarsi del collana. E il Pidio ci dà ovviamente la sua sulla situazione del settore giovanile. In Italia ormai a livello giornalistico e televisivo si pompa qualsiasi cosa pur di portare acqua a un campionato di basso livello. È vero, Andy, è vero. È così, mamma mia. Lo stesso Ibra, no? Che sta avendo l'impatto che sta avendo, ma quanto può durare? Un anno, due, un altro anno? È triste che i nostri giocatori più rappresentativi devono essere giocatori che sono sul viale del tramonto, no? Ibra, Ronaldo, e sono ancora decisivi proprio perché, come dici tu, il campionato è di un livello più basso degli altri. È così. Ci sta un video di Bruscolotti che spiega questo gol e fa capire cos'era quel giocatore. Il buon Pecci che gli disse: ma non c'è spazio, che te la passo, la barriera è troppo vicina. Lui disse: non ti preoccupare, Bobbechi, lo disse in napoletano probabilmente. Liverpool felice che il Napoli non si è qualificato per la Champions. Il Napoli ha sempre rotto, insomma, un po' le palle al Liverpool, Il Bayern di Monaco nel frattempo dilaga 4-2, mentre il Real resiste su 3-2, Manchester City 2-0, il Liverpool resiste su 5-0 e non cambiano altri risultati, ragazzi. Questo è un po', non lo so se alla vigilia era pronosticabile, insomma, in casa del Real Madrid. Poi questo girone diventa interessante perché al momento, se andiamo a vedere il girone dell'Inter, il Borussia Mönchengladbach è a 5 punti, lo Shakhtar Donetsk a 4 punti, l'Inter a 2, il Real Madrid a 1, quindi il Real Madrid andrà a 4 se finirà così, e l'Inter si troverà ultima in classifica rischiando di scendere in Europa League. Mamma mia. Mamma mia. Mentre un altro di quei gironi tremendi era quello là della Lazio, no? Con Borussia Dortmund, Zenit, Bruges, sono tutte squadre abbordabili ma tutte quasi allo stesso livello, quindi non facile da pronosticare rispetto a un Barcellona, Juventus, Kiev e quell'altra squadra che non so nemmeno pronunciare, che ovviamente le prime due probabilmente passeranno a mani basse. Serve in Champions, ragazzi, noi lo sappiamo meglio di chiunque altro, serve un po' di mazzo pure nel sorteggio, altrimenti non vai da nessuna parte. I mi piace sono congrui col numero degli spettatori, molto bene, ragazzi. Quiz time, fatemi una vostra domanda e fatemi sapere, non dico pronostico, no, però che tipo. Io credo che il Napoli sarà subito aggressivo col Rijeka, non Reika, che quello è Rijkaard, mi devo ricordare, Rijkaard, il centrocampista del Milan. Rijeka. Speriamo in una bella barcata domani di Pirlolandia, non si poteva sentire che veniva esaltato e chiamato maestro in estate e si meritano una stagione per come hanno trattato Sarri. Guarda, sulla questione di Sarri, loro Golden, Osimhen è squalificato, quindi Petagna, Mertens insieme o uno dei due. Sì, su Sarri ne ho parlato ampiamente, basta. Sarri ha dimostrato ha vinto con la Juventus, ma avrebbe vinto chiunque probabilmente. Non ha portato niente del sarrismo in quella Juventus.
Poi a loro evidentemente il personaggio non è mai andato giù e quindi l'hanno fatto fuori utilizzando insomma anche la cosa della Champions League che loro hanno fallito ampiamente. Che poi hanno cominciato ad esaltare il maestro che non aveva ancora nemmeno dato l'esame. Come fai a chiamare uno maestro? No, perché quello era maestro in campo. E già capito, ma l'allenatore è un'altra cosa. Se continui a mettere Chiesa terzino sinistro, Kulusevski terzino destro e pretendi che poi c'hai equilibrio, non lo so. È finita, l'Inter ha perso, mi dicono. Attenzione. Elmas parte dal primo minuto, Francesco Langella, secondo me sì. Secondo me sia lui che Zielinski dovrebbero partire dal primo minuto. Possiamo fare un'ipotesi di formazione. Però almeno devono mettere minuti nelle gambe. Questa è la partita ideale secondo me. Perché poi col Bologna, ragazzi, sarà tosta, tostissima. Speriamo che il Napoli non sottovaluti Rijeka. Casino facciamo una bella figura, è vero, no, ma non lo sottovaluteranno, ragazzi. Perché hai fatto il passo falso, l'hai fatto con la Z Alkmaar e poi sei andato bene in campo con Real Sociedad. Non credo che il Napoli mentalmente possa ciccare questa partita. Mi incazzo proprio da morire. Vedreste una reazione furiosa che di solito io cerco di mantenermi per quanto posso. La partita di giovedì non voglio che non subiscano manco un gol. Magnum, a me basta una vittoria, però hai ragione, insomma, alla fine 4-1 la Z Alkmaar contro il Rijeka ti va bene? Perché poi si distraggono alla fine, concedono un gol a questo Kulenovic. Questi nomi. Kulenovic ex Juve, tra l'altro. Cocazilla, l'Inter e l'Atalanta hanno perso, quindi sono finite le partite. Il Manchester City va sul 3-0, il Bayern di Monaco chiude sul 5-2, mentre le partite delle italiane sono finite. Ragazzi, sbaglio o in Europa quando hanno ciccato tutte le italiane il Napoli ha fatto bene e viceversa, quando quelle di Champions hanno vinto poi il Napoli ha perso con la Z Alkmaar. Cioè si potrebbe ipotizzare ancora questa alternanza di risultati, no? Il Napoli che sbaglia l'Europa, poi si riprende in campionato, se sbaglia in campionato si riprende in Europa. Questo sta succedendo ultimamente, ma non solo per noi, per tutte le squadre sta succedendo questo, quindi occhi aperti. E statisticamente abbiamo perso col Sassuolo, riprendiamoci, togliamoci gli schiaffi da faccia, quelli che non erano in forma si rimettessero in sesto e vi andiamo a vincere a Fiume, che non è poi così lontano, una bella città pure. Valero, mandiamo energia positiva a Diego con i cori della curva storici. Ah, ecco, speriamo non mi bloccano, ma io ci provo. Ci posso provare, metto in pausa la musica. Ragazzi, io apro questo link e a quello che succede. Aia Vale, che è successo Fabio? Che è successo? Fammi sapere che cos'è questo Aia. Che è successo di male? Vediamo un pochino questo link che l'amico mod si è verificato un errore, ma perché il link è sbagliato, ma perché so perché. Ecco qua, aggiustato. Lo aggiustiamo subito. Cerchiamo di non far sentire la pubblicità perché sennò... Si sente, ragazzi? Musica, fermiamo la musica prima perché penso che il coro si può fare, però quando poi parte la musica vado in difficoltà e quindi speriamo bene che non ci bloccano tutta la sanguetta, perché con la voce di Gattuso l'abbiamo potuto fare e quindi stiamo imparando delle nuove cose. Dobbiamo fare un punto, Diego, hai ragione, amico mio. E allora vediamo un pochino, fatemelo fare al volo, tanto siamo tra amici, che importanza ha. Nightbot, come on, you need to learn a new command. Login,
Command custom, facciamo tutto dal vivo, ragazzi, tutto al volo. Il comando sarà punto esclamativo Diego minuscolo e la risposta sarà Fuerza Diego Armando Maradona Dios. Vediamo un pochino se ce la facciamo. Vediamo un pochino se ce la facciamo, ragazzi. Allora, submit. Faccio un tentativo. Risposta Mano de Dios. Ma non mi piace Mano de Dios perché in quel caso Diego fu un pochino... Vediamo che succede. Fuerza Diego Armando Maradona Dios. Questo ci piace. Allora, leggi sopra, ma il qui non c'è nella lista, lo so. Mi è arrivata la notizia, Diego sarà operato a mezzanotte. Trauma cranico prima del suo compleanno. Fabio, sì, lo sappiamo. Lo sappiamo. Lo sappiamo assolutamente. E vediamo Nightbot che risponde all'energia positiva per Diego, ragazzi. Arriviamo a 50 mi piace e leggo sta cosa, dai. Leggo questa cosa indegnamente perché non ho le capacità di mio padre, ma lo faccio con tutto l'amore e tutta la passione possibile. Dai, un altro mi piace, leggo. Ah, eccoli là, bravi. Bravi, lo facciamo partire allora, dai. Perché il signor Diego, come diceva Ronaldinho, Don Diego, signor Diego. Allora, vediamo un attimo le vostre meravigliose donazioni e mi organizzo. Con questo voi potete leggere, poi dopo andrà giù, ma non fa niente. Allora, tanto gli faccio gol lo stesso. La pioggia aveva smesso di battere come per incanto. Dall'erba umida saliva un respiro lontano che abbracciava gli spalti come un avviso di arcobaleno incombente. Ragazzi, questa è la storia, non 15 anni fa, 35 anni fa, della punizione che passa alla storia. Stiamo facendo un Napoli-Juve. È l'anno in cui il Napoli finirà terzo in classifica. Si qualificherà per la Coppa UEFA perché all'epoca arrivare terzi significava Coppa UEFA e poi la Coppa UEFA che vinceremo poi l'anno successivo. Andiamo avanti. La palla, ferma nell'area di rigore dei colonizzatori, sembrava una mina pronta per esplodere. Qualcuno ci vedeva altro in quella sfera di cuoio posta nella diagonale dei 14 metri. Che fosse una bomba o una nuvola capricciosa colma di quel che restava della pioggia svanita, tutti l'avrebbero saputo di lì a poco. Loro, nervosi e con le strisce infangate, si erano interrogati dopo quel fallo commesso e il loro capitano aveva severamente sgridato il colpevole di quella mossa poco intelligente e razionale, al di là della contestazione pratica che faceva dei piemontesi una squadra cinica ed imbattibile. Quell'anno la Juve vincerà il campionato ai danni della Roma. Sistemavano lenti e rirati la barriera lunga come la tangenziale che portava al campo. Il Nou Camp diventava ora Onust Camp, vibrando sotto i piedi del nemico. Era quella vibrazione un effetto magico che attraversava la città, sfiorando il mare ed il vulcano per concentrarsi in energia magica che ora, nel silenzio fremente degli spalti, attendeva la luce del sogno collettivo. Il portiere savoiardo, voi ve lo ricordate, Tacconi, sembrava uno di quei granatieri dai baffi tirati all'insù. Aveva lo sguardo da guascone, spocchioso ed incredulo, masticava amaro, pieno di un odio verso l'arbitro e soprattutto verso quel popolo che aveva accolto con un boato di gioia l'avvicinarsi del loro dio pagano alla sfera che giaceva lì, immobile come un monito. Il 10 si avvicinò al numero 8, sussurrandogli qualcosa che da lontano la gente assiepata come un nido di rondini non poteva udire. Una cosa della quale però tutti carpirono un significato di inesorabile.
Era stato il numero 8 a domandargli dell'impossibilità del tiro che avrebbe innescato col suo tocco. Era una punizione a 2 in area di rigore e la barriera e la distanza dalla porta erano troppo ravvicinate per poter fare qualcosa di possibile. Era questo il punto della questione, proprio l'impossibile che nessuno aveva mai visto prima che il 10 sbucasse in un giorno d'estate luminosa dall'ingresso al campo, ora si aspettava. Quell'impossibile miracoloso agitato chissà con quale artificio in una chiesa, ora si esibiva sempre ogni domenica come gioia inconfessata del popolo ed il 10, capitano del popolo, era lì per dimostrarlo con la sua geniale e diabolica arte di angelo dalla faccia sporca. Il numero 8, tarchiato e grassoccio, guardò il suo capitano azzurro discostarsi dalla palla di poco per ricevere quel tocco quasi inutile e retorico come da regolamento. Loro, impettiti e furenti, si ergevano nella folta barriera che nascondeva più della metà della porta, iniziando dal primo palo, mentre il granatiere spocchioso urlava ordini finali per la sistemazione della palizzata, eretta come un fortino di antichi romani. Le strisce di quelle maglie aumentavano l'effetto di sbarre a protezione del campo militare. Il loro capitano, quello che aveva redarguito severamente il colpevole del fallo in aria, aveva un'aria depressa, quasi come se quel momento fosse l'ultimo della sua vita al servizio del comando supremo piemontese. Il 10 aveva uno sguardo luccicante e aspettava calmo come un puma andino che la sfera da ricevere percorresse i pochi centimetri che lo separavano dal tiro. Quei pochi secondi di gesti divennero improvvisi secoli di silenzio, pronti ad accendersi in coriandoli di festa irrimediabile. Il popolo sulle gradinate mormorava parole sommesse, qualcosa di irriducibile stava per iniziare dinanzi ai loro occhi, devoti al dio pagano, dai capelli ricci come una criniera selvatica. L'arbitro fischiò e la palla toccata lenta da Tracagnotto incontrò il piede sinistro di Dio. La sfera si alzò lenta come una mongolfiera affannata, poi si incurvò, girando come una stella filante, abbattendosi poi nella rete nemica con la velocità di un fulmine. Lui, il portiere spocchioso, s'era proteso in volo per afferrare quel pallone artigianale costruito da Belzebù, ma fu inutile il suo tuffo verso il nulla perché la palla, accarezzando l'incrocio dei pali con la sua traiettoria impossibile, si era già adagiata nella porta. Al fulmine disegnato in cielo seguì il terribile fragore di un tuono maestoso, infinito, che ripercorse la città salendo su per le colline, moltiplicandosi per i vicoli come un delta messaggero di una felicità irrefrenabile. Era un boato d'amore, fatto di una bellezza feroce e sfregiata che come un'onda immensa saliva dal mare e dalla terra per depositarsi in cima al vulcano, acceso dal fuoco della passione. Era il gol di Diego Armando Maradona a scatenare questa indicibile festa di emozioni, a innescare il tuono della condivisione. Era l'urlo di milioni di radioline gracchianti, il salto e l'abbraccio dei corpi dionisiaci e la festa del sorriso che si ergeva inesorabile nel cielo, divenuto improvvisamente azzurro come quelle maglie. Era accaduto così velocemente che solo lentamente potevamo raccontarlo. Era accaduto che lui aveva risposto alla perplessa domanda del Tracagnotto Pecci con una frase laconica quanto inesorabile. Toccamela, tanto gli faccio gol lo stesso. È dura, è dura le parole di Nicola De Cornelis, straordinarie, di una lucidità e di una poesia pazzesco. Abbiamo tra i nostri nella nostra armata abbiamo veramente dei top di cultura, di spessore, e speriamo che tutto questo, la poesia, il ricordo, fare in modo insomma che gli arrivi al nostro buon Diego il pensiero positivo, l'energia positiva verso l'universo e indietro. Noi lo lanciamo all'universo, l'universo lo restituisce a Diego e speriamo che vada tutto bene. Tanto gli faccio quello lo stesso quando lo facciamo, Grazie ragazzi, grazie. 10 milioni di iscritti, ragazzi.
È difficile, è difficile. È difficile, ma ce la metto tutta. Quello che succede, succede. No, no, Raffaele, ma quale che fa? È un pensiero, sicuramente lui... Ragazzi, sono quelle cose incredibili, no? Che non ci puoi credere. Il buon Gigi Proietti è morto nel giorno del suo compleanno ad 80 anni. Muore il giorno del suo compleanno. È una roba incredibile. Sono coincidenze che molto spesso capitano ai più grandi. Capita al più grande di tutti che nel giorno in cui lui, con questa punizione descritta da Nicola, completamente riscrive le leggi della fisica, capita che lui cade e quindi praticamente si trova a dover affrontare una cosa che non auguriamo a nessuno e quindi serve tutta la nostra energia positiva proprio in questo giorno qui. Non sono mai coincidenze, i più grandi devono sempre soffrire queste cose più gravi e più difficili. Quando si parlava di depressione, adesso si è scoperto che era questo il motivo, ma non è detto che la depressione non ci sia, perché è una vita tosta quando sei così. La maggior parte anche delle celebrità in tutti i campi, alla fine hanno tutto, ma non basta. È così. Letto e interpretato col cuore, bravo, grazie Antonio, grazie mille, grazie Angela. Ramsey? Non ho seguito la questione del 3 novembre. Salverani, ho fatto semplicemente un parallelo tra il 3 novembre, che è oggi, dove Diego purtroppo è in ospedale, deve ricevere questa operazione, e poi il 3 novembre di 35 anni fa invece lui segnava la punizione che resta nella storia, una roba che non si può... Io non l'ho vissuta dal vivo, l'ho vista 100 volte non ci ho creduto, e il buon Nicola, che il video ci fa sapere che è stata questa roba è stata scritta 10 anni fa. Poi sono stati scritti, esatto, il video ci fa sapere libri commerciali, la narrazione del popolo di chi lo sente veramente è tutta una cosa, non è la marchetta che fa Ferrara, che auguri Diego, amico mio, ho scritto il libro, compratevi il libro. Quella è brutta, noi la sentiamo in una maniera diversa, ovviamente. Vedi le testimonianze, Salberani l'ha vissuta, piano sequenza, Guido Gentile era al San Paolo. Vedi? Vedi che meraviglia? Vedi che meraviglia? Domani gioca la Rube e ce l'hai alle spalle. Lo so, Fabio. Eh... Sarago di Fondale, bellissima! Sarago di Fondale è un modo di descrivere una persona splendido. Splendido, splendido. Forza Diego. Allora, considerate che ragazzi, abbiamo una testimonianza di chi era allo stadio. Sentiamola. Sentiamola, sentiamola. Leggiamo, leggiamo. Stanno aumentando, ovviamente. Sì, Bepi è quella lì. Ma la Real Atalanta quanto ha vinto con Liverpool? Mario Pugliese fa un po' di giusta ironia, perché questa Atalanta è sempre un po' esaltata su tutti i campi. E ha preso la scoppola, bisogna dirlo. E ovviamente con Liverpool non è facile, però noi ci siamo comportati un pochino meglio, devo dire, con Liverpool sia qua che là. Poi la mia memoria non mi funziona, quindi mi servono gli amici bellini che me le ricordano le cose. Scarpe di cuoio duro e non pantofole, campo pesaltissimo. Vedi, vedi? Erano i palloni di calcio veri e non il lattice di ora. Sono tutte cose giuste. Io ricordo sempre che loro permettevano ai difensori di picchiare per 90 minuti e non volavano cartellini, mentre i numeri 10 di oggi sono un pochino, gli attaccanti sono molto più, come si suol dire, protetti dagli arbitraggi. Appena c'è un colpo un pochino più tosto, volano i cartellini, insomma. Al San Paolo per noi contro i campioni d'Europa 1-1 ad Anfield. Sì, sì, Nico, in realtà lo so, però mi fa piacere che anche voi lo ricordiate.
Maradona lo spiegò Minoli in una puntata speciale, anche se aveva un 7% di invalidità permanente, aveva un'oscillazione della gamba pazzesca. The Little Rabbit, ciao amico mio, comunque mi sa che l'Inter verrà a farci compagnia in Europa League. A questo punto è serio il fatto, perché abbiamo visto nel girone l'Inter è ultimissima con 2 punti, mentre Borussia Mönchengladbach a 5, Shakhtar Donetsk a 4, Real Madrid a 4. Se il girone di ritorno stabilirà chi scenderà da quella parte. Per esempio il Liverpool a punteggio pieno con 9, Ajax a 4, Atalanta a 4, se la gioca ancora l'Atalanta tranquillamente con il Midtjylland, squadra materasso, insomma, quindi Quadrato vola proprio lui senza toccarlo. Questo è vero. Questo è vero. È innegabile. Penso che anche loro non lo possano negare. Se noi abbiamo ammesso nel tempo che Callejon era uno di quelli che volava un po' più degli altri, loro dovrebbero ammettere che Quadrado è uno di quelli che proprio vola in anticipo. Sai che risate ci facciamo se salta Conte? Ma tu hai capito, Mario, che quello prende 12 milioni all'anno netti? Netti! Cioè, oh, 24 milioni lordi. Ma veramente stiamo facendo? Non si possono neanche permettere di licenziarlo. È difficile economicamente così. Poi loro hanno soldi limitati, i cinesi, vabbè, però complicato, è complicato. Bepi, ho fatto il Diego. Non ho fatto Forza Diego, ho fatto il Diego, così, vedi? E il bot reagisce. Non possono esonerarlo, ma lo so. Conte non ha mai fatto bene le due competizioni, Rube Chelsea ed ora Inter. Soffre il doppio impegno, è vero. Criticano Gattuso anche se fa i suoi errori. Ma Gattuso è un work in progress, insomma, Gattuso sta ancora imparando delle cose, è un allenatore che ha fatto un bel po' di gavetta, finisce poi al Milan, però poi non credono troppo in lui, il Napoli ci ha creduto e secondo me ha fatto anche bene, il Napoli era una squadra distrutta psicologicamente, Gattuso l'ha saputo rimettere in piedi, Gattuso ha saputo ridare equilibrio a una squadra che equilibrio non ne aveva e adesso stiamo studiando anche per risolvere questi problemi di inefficacia in avanti che molto spesso il Napoli alla fine gira il pallone e non segniamo mai. Finché, vi ripeto, finché noi creiamo tanto e il portiere la para, oppure la palla finisce leggermente fuori, oppure i gol fatti in fuorigioco, ecco, il fuorigioco ritorna di moda in questo periodo. Finché noi creiamo, io sono abbastanza tranquillo. Se invece ritornano partite tipo AZ Alkmaar dove loro si chiudono così bene che tu non impensierisci nemmeno tanto il portiere, là mi preoccupa un pochino, eh? Là mi preoccupa un pochino. Poi serve ovviamente anche un po' di fortuna, no? Politano indovina il tiro anche su deviazione ed ecco che si parla di impresa del Napoli con Real Sociedad. Invece Mertens la butta fuori a porta vuota praticamente, il Napoli non è buono. Calma. Allora, ragazzi, tempo a Cennarino nostro, fase difensiva sistemata, bisogna dare movimenti offensivi, esatto. Hai fatto caso che Costa Driss si schiacciava sulla linea di Osimhen? Sì, ma perché quello dipende dal loro possesso di palla. Se loro hanno la palla, Mertens e Osimhen sono in linea per fare il primo pressing. Ovviamente è stato un pressing non furioso come fatto con l'Atalanta perché avevamo paura che loro con 3 passaggi poi ci bucavano e un paio di volte l'hanno anche fatto. Ricordo il tiro di Boga, ricordo qualche discesa di Rogerio, eccetera, eccetera. Il Napoli è stato un pochino più guardingo e il problema è in fase di attacco, in fase di possesso sono i movimenti di Mertens che non mi stanno convincendo. Per me, ripeto, si deve venire a prendere anche il pallone un pochino più dietro perché altrimenti se ci intruppiamo tutti quanti schiacciati tra la loro difesa e il loro centrocampo ci sono troppe maglie, troppi giocatori e la palla non gira fluida. Angela, sì, secondo me sarà un pullman in difesa, un pullmanino a centrocampo e un, è un
un piccolo, insomma, una Vespa in attacco, una macchina utilitaria in attacco, un SUV. Che giocatore vorresti al Napoli per il tiro di gioco che abbiamo? Ma io sono abbastanza soddisfatto dei giocatori che abbiamo, Marat. Certo, un Teo Hernandez sulla sinistra mi farebbe comodo, mi farebbe piacere per avere un po' più di spinta sulle fasce. Ecco, volendo dire giocatori che giocano nel campionato italiano in questo momento, metti un Teo Hernandez sulla sinistra, metti un Hakimi terzino destro, mantieni un Koulibaly Manolas, anche Maximovic in difesa. Bakayoko Fabian va bene, un altro centrocampista meglio di Fabian ovviamente mi farebbe piacere, no? Un Alcantara, ecco, mi piacerebbe ancora di più. Ma poi non disdegno l'attacco che abbiamo. È ovvio, Osimhen deve ancora imparare delle cose, noi lo aspettiamo e nel frattempo quelli che gli stanno intorno devono approfittare del lavoraccio che fa. Questo è. Ma eventualmente Zielinski nella posizione di Mertens per farlo rifiatare? Assolutamente. Ben Gillett. Gillet. Gillet. Ben Gillet. Sì, sì. O lui o Elmas devono assolutamente prendere il posto di Mertens ogni tanto perché Mertens è scarico. Fabian, altro Sarago, però lui è da surfcasting. Qua andiamo nello specifico. Io non sono molto esperto nell'aspetto lessico. Uno scambio Aouar Fabian Ruiz. Io credo che Aouar è già nelle mire dei top club, eh? Non credo. E anche Fabian Ruiz, se si muove dal Napoli, va in un top club, quindi non credo sia fattibile. Nonostante il pullman, la rosa del Rijeka non arriva nemmeno a 15 milioni, speriamo di non avere problemi. Little Rabbit, hai ragione, sono pullman più scarsi di quelli che vediamo in Italia. Ora, anche la Z Alkmaar non ci aspettavamo il pullman, adesso che ce lo aspettiamo, ce lo possiamo aspettare, perché la Z Alkmaar invece di solito gioca a viso aperto, nel momento in cui ti puoi aspettare il pullman, io l'ho predetto, se poi questi vengono e fanno la partita a tutto campo dell'Olanda di Cruyff, va bene. Però io mi aspetto il pullman e mi immagino che si siano studiate dei modi per scardinarlo. Questo è tutto. Questo è tutto. Osimhen deve solo darsi il tempo e arrabbiarsi meno, esatto. Improbabile. Anche Benzema ha sbagliato un gol a porta vuota, ricordate. Ma mica solo lui, tutti. Dzeko sbaglia gol a porta vuota, Lukaku sbaglia gol a porta vuota. Ogni tanto, molto meno, devo dirlo, anche Ronaldo sbaglia gol a porta vuota. È così, li sbagliano tutti. Milik, per esempio. Anthony dell'Ajax, Mario, ho fatto un post sul mio community tab che io invito sempre tutti a controllare perché ogni tanto lascio delle chicche. È un campione. È un giovane campione che, mamma mia, purtroppo anche lui l'hanno visto già. È già troppo tardi, andava preso l'anno scorso. È già fortissimo. Osimhen deve imparare a stare più calmo, sicuramente. Amore, Atalanta ha pigliato 4-5 porpette, lo sappiamo Roberto, siamo qui a parlarne. Un pensiero per il dio del calcio. Giuseppe, sì, questa like è dedicata tutta a Diego. Io nel titolo non ho scritto niente dell'Inter che ha perso, dell'Atalanta che ha perso. Il titolo è semplicemente Forza Diego proprio il 3 novembre, perché oggi 3 novembre Diego è in clinica in questo momento, chissà, mezzanotte, non so quando avrà l'operazione, non so se la sta avendo in questo momento, ma in bocca al lupo a Diego. E proprio il 3 novembre di 35 anni fa Diego faceva questo, sfidando le leggi della fisica, ed ecco che sono quelle coincidenze incredibili che capitano solo ai più grandi al mondo. Veramente solo ai più grandi al mondo. KTK, noi cerchiamo di tenere la politica fuori da questo canale, però, sai, non ti blocco quel messaggio, diciamo così. No, mi capisci? Mi capisci? Che Diego ci regali un'altra magia, solo lui può vincere questa partita, bravo Mario. Qui c'è gente che discute Gattuso quando un signore a Milano piglia 12 milioni per seccare solo figure di niente. Eh, eh.
Mi hai tolto le parole di bocca, amico mio. Todic a 26 anni? Sì, Fabio, sì. Tadic. Non so come si pronunciano. Con Diego ho iniziato a dubitare che fossero solo coincidenze. Non sono vabbè, ma qua veramente andiamo oltre le possibilità, no? Perché una cosa è vincere, io Messi lo adoro, ma una cosa è vincere con Guardiola, con il Barcellona, con Iniesta, con Xavi, con Suarez, con Neymar, con Eto'o, con Ronaldinho. E una cosa è vincere a Napoli, quando l'acquisto più importante fu Ciccio Romano, dalla Triestina. Poi il Napoli, insomma, la squadra si fece un pochino meglio, insomma, Giordano, Careca, poi insomma c'era Carnevale prima, De Napoli. Insomma, non era una squadra costruita per vincere, solo Maradona poteva creare quella magia, no? Fabio, non mi fare esporre perché poi mi arriva la finanza a casa. Non mi far parlare di politica. Solo quella magia che Diego creò anche nei giocatori più scarsi, no? Era il leader capace di renderli anche loro, farli rendere oltre le proprie possibilità. Quando Bruscolotti gli dà la fascia di capitano è perché si rende conto che così Diego avrebbe potuto dare di più a tutti gli altri. Poi Diego incarnò, hai capito, la questione anche del popolo, la questione meridionale, perché nelle interviste lui disse noi non lottiamo solamente contro squadre di calcio, lottiamo anche con altro. Insomma, sono discorsi veramente, veramente. Ah, come stanno i sondaggi? Non ho seguito, Fabio, ho paura di vedere. Ho paura, aspetterò che un amico mio mi manda un messaggio. Non voglio seguire i sondaggi anche perché se segui, se segui se segui una televisione ti dicono una cosa, ne segui un'altra, ne dicono un'altra e aspetto che non lo voglio sapere. Ma poi Messi se avesse preso i calci di Maradona, no, sì, assolutamente. Diego trascinava squadra tifosa e pure il padre eterno se lo incontrava, è così. La Florida sta con Biden, ragazzi, è inevitabile, io lo capisco. È una delle cose più importanti della giornata. Ovviamente per noi è importante l'operazione di Diego, ma le elezioni americane, ovviamente, io sto qua. Ma come vedete, invece di guardare la TV, preferisco stare con voi. Preferisco stare con voi a parlare dell'Atalanta. Ma l'Atalanta ha fatto turnover. Andiamo a vedere un attimo con che formazione l'Atalanta ha affrontato il Liverpool. Ma giusto per capire, no? Perché Gasperini, il Gasp, l'allenatore più... voglio capire. Sportiello in porta, giustamente. Toloi, Palomino, Jim City mi sembrano i titolari. Non c'è Romero, però, che ultimamente stava giocando titolare. Ateboer, Pasalic, Freuler, non c'era De Run, che era indisponibile, va bene. A sinistra c'era Moica perché Gosens era indisponibile. Papo Gomez, Muriel, Zapata. Dopodiché dalla panchina sono entrati... Chi è entrato per la... È entrato Lemmers, è entrato Pessina, Malinowski, De Paoli, Ruggieri, vabbè, poca roba. Quindi Romero era in panchina ma non è stato inserito. Strano perché è un top player. Ilicic non ha giocato, strano perché wow, Ilicic, è tornato Ilicic. Poi io a Ilicic auguro tutto il meglio, no? Perché ci dispiace la depressione, eccetera, eccetera. È una roba seria. Io finché ero in Italia, ragazzi, quando sentivo parlare di depressione, mea culpa, ignoranza mia, pensavo, ah, pure io ogni tanto sono depresso, per esempio non c'ho serate questa settimana, sono depresso, oppure mi scoccio. Quella non è depressione, quella è tristezza, quella è una cosa, ah, sono un po' scocciato. La depressione vera e propria, l'ho conosciuta qua in America, non io, ho conosciuto persone clinicamente depresse, è una malattia effettiva, come fosse il diabete, come fosse, che ne so, una malattia vera e propria. E ci devi, purtroppo, se non la becchi in tempo, devi entrare a contatto con i farmaci. E quando entri a contatto con i farmaci, poi entri in un giro che non la finisci più.
che non la finisci più perché il corpo si abitua ai farmaci, i farmaci non fanno più effetto, è veramente una brutta, brutta bestia e quindi auguro a Ilicic il meglio possibile come lo auguro a Diego perché anche lui probabilmente soffre o ha sofferto di questa cosa qua, i problemi col peso, sono tutte cose collegate. È importante però dividere un attimo la questione calcistica dalla questione umana. Ilicic ha fatto un paio di stagioni boom a grande livello, ma è sempre stato anche un po' discontinuo. Ilicic, il sinistro di Ilicic, un giocatore incredibile. Un momento però, un momento. La discontinuità che abbiamo visto in Ilicic sia al Palermo che alla Fiorentina si vede anche all'Atalanta. Aggiungici questo fatto della depressione che non auguro a nessuno, è complicato, quindi giustamente sui giudizi, calma, calma. Luigi Cicatiello ci fa sapere, l'Atalanta ci ha provato a fare il suo gioco, ma il Liverpool era proprio su un altro livello. Esatto, Fabio, aveva anche preso il Covid, poi ce l'hanno fatto sapere dopo. Mi pare che Gomez proprio lo disse. A proposito, un difensore Atalanta ha dato la stessa spallata a un giocatore del Milan ed era molto più leggera. L'arbitro non ha esitato a dare la punizione. Vedi poi gli arbitraggi europei? Eh, eh. Ricordo che rifiutò il Napoli, molti erano in disaccordo perché era discontinuo. Esatto, Marat, a me Ilicic in forma è un giocatore che ti cambia la partita, ma Ilicic in forma quante partite è in forma? La discontinuità è uno dei problemi di Ilicic, altrimenti avrebbe giocato non nell'Atalanta, avrebbe giocato nel Real Madrid. Per la tecnica che ha e anche la fisicità. Lo ha detto Gomez, esatto, il Papu. Parliamo un po' della pretattica di Gattuso. 4-2-3-1 o 4-2-4 non funzionava già con Benitez, in Italia non funziona. Il profeta della Mat ci dice che in Italia il 4-2-3-1 o 4-2-4 o 4-4-2 non funziona. Io credo, ragazzi, che non è il problema che in Italia non funziona. Devi avere gli interpreti giusti e poi funziona in tutte le... tutti i moduli possono funzionare in tutti i campionati. Io non me la sento di dire in Italia devi giocare per forza col 4-3-3 o devi giocare per forza col 3-5-2. Si è vinto con tutti i moduli. Porterai mai gameplay? Giovanni, 1926, tu dici tipo FIFA? Cioè che mi metto a giocare a FIFA? Non ho i mezzi, cioè potrei giocare solamente con il cellularino. Perché non ho Xbox, non ho PlayStation, non ho niente. Soy español de Madrid, Diego es internacional. Kingo, benvenido, benvenido. No, I don't speak Spanish, no hablo español. Pero, benvenido. Todos por Diego, por parte de Diego. Todos unidos por Diego, guys. If I start speaking in English, it's the end. Like all the people will leave the chat, will leave the live stream. Fabio ti può aiutare, vedi? Soy messicano, Forza Lozano. Esatto, perché poi se tutti sei invece di chiamarla Forza Diego, la chiamo Forza Lozano, abbiamo un'invasione di messicani, Gatusso de mierda, chinga de tu madre. Thor, non lo so, non mi sto informando, non so a che ora finisce. In realtà io credo che tra il contagio e tutto dei voti non si saprà subito, no? Non lo so. Chiedo per un amico, chiedo ad un amico quando si saprà. E quindi vi farò sapere così. Forza Lozano il Ciucchi. Allora, noi ce l'abbiamo, secondo te, Angela? Se parli ancora del 4-2-3-1, io non posso, capito? Se mi è piaciuto quello che abbiamo fatto contro il Parma, il Genoa, il Benevento, contro l'Atalanta, non posso improvvisamente cambiare idea e dica ah, non funziona perché abbiamo perso col Sassuolo. Le partite si perdono, sia che lo schema funzioni o meno. Quindi io veramente il problema del modulo non me lo pongo. Mi pongo solamente il problema dello stato di forma di alcuni giocatori. Mertens in primis.
Lozano pure ha giocato una mezza chiave. Bisogna ammetterlo semplicemente. Prendi uno di questi qua, importanti per il modulo, un po' più in forma e vedi che la cosa va diversamente. Poi, anche se sei in forma, puoi anche perdere le partite perché ci sono gli avversari, eh. Non ci dimentichiamo, non ci dimentichiamo gli avversari che alle volte indovinano la partita e vincano loro. Esatto, state rispondendo a Thor. Lozano più forte di Maradona. Esatto. E già fa ridere così. Sempre Forza Lozano, me lo voglio sposare. Vedi Angela, il ragazzo c'ha il suo fascino sicuramente. Se te lo sposi, Angela, non lo spompare perché poi in campo quello già ogni tanto tira e cade. Se lo metti sotto, poi diventa ancora più complicato. Benvenidos. Ragazzi, come siete belli che state dando il benvenuto all'amico spagnolo? Allora, i primi seggi mi dicono, questa è una parentesi, si chiudono tra 32 minuti e cominceranno piano piano ad arrivare gli exit poll. CNN has free coverage online, scaricati l'app. Non me la c'ho paura, c'ho paura. Mi vorrei comprare, ci pigliamo i cardi o Lautaro? Amore, Scream l'assassino, Lautaro, se va via dall'Inter, va via per un centinaio di milioni o giù di lì. Quindi non credo proprio. Icardi potrebbe essere un ritorno di fiamma. Non so come stia andando lì a Parigi. Eh, Però al momento non lo so. Mi sembra che si sia un po' bruciato andando in Francia. Non lo so. I gol li fa sempre, li farà sempre. Ma Lautaro adesso figurati se l'Inter lo cede a una squadra che mette un sacco di soldi a terra. A me piacciono Lozano e Ramani. Ramani pure è un bel ragazzone, eh? Io non capisco perché parecchi tifosi dicono che Gattuso non è in grado di allenare. Thor è perché dare la sentenza è facile, hai capito? Invece analizzare è difficile. E quindi purtroppo molti tifosi si vedono le trasmissioni trancianti perché le trasmissioni se non sono trancianti non fanno click, non fanno ascolto e alcuni poi ripetono a pappardella. Change my mind, Valerio. Osimhen better than Lautaro. Non te la voglio cambiare la tua mind, amico mio. Io spero che sia così. Lautaro ha più esperienza in questo momento. Simen può fare il suo. Lautaro è un grande attaccante. A me piace molto. Devo dirti la verità. È completo, c'ha il colpo di testa. Non puoi chiedergli però di fare il lavoro che fa Lukaku. Lautaro, se gli gira intorno, è molto efficace. Oggi, comunque, la sua zampata l'ha lasciata. E quindi. Sta giocando Moise Kean, era infortunato fino a settimana scorsa. Ok, Mario. Che acquisti faresti nel mercato di gennaio? Io prenderei un terzino sinistro e risolverei la questione Gulam o Yusai, sicuramente, e capirei magari liberandosi di Milik e di Llorente, mettere un'altra punta magari di esperienza. A me non dispiacerebbe, lo so che è impossibile, ok? Ma perché non lo vendo, il Sassuolo non ha bisogno di soldi, ma un Ciccio Caputo, io l'avevo indicato come vice Mertens prima che prendessimo Simen. A me non dispiacerebbe affatto. Non voglio manco Belotti perché poi si pestano i piedi tra di loro, ma uno che può accettare la panchina, che non sia come perché Petagna lo devi mettere dentro perché ha caratteristiche specifiche, o Simen ha caratteristiche specifiche, un attaccante puro che fa gol mi sembra Ciccio Caputo e non mi piacerebbe ma non credo proprio. Mm. Ti piacerebbe uno scambio Insigne di Bala e Lautaro Mertens? Az. Cioè il Napoli finirebbe con Dybala Lautaro in attacco? Sì, lo faccio subito. Lo faccio subito. Dybala Lautaro in attacco, ci divertiamo. Poi dobbiamo vendere Politano, ma ci organizziamo, non fa niente. Ci organizziamo tranquillamente. Già da gennaio bisogna pensare al futuro Mertens. Sì, Simone, perché comunque l'età ci sta. Ha fatto cose straordinarie. Ha superato tutti i record possibili e immaginabili. E piace Boca Lautaro e ovvio piacciono anche a me.
Io prenderei a Gennaro Alonso del Chelsea. Ah, tu prenderesti Alonso invece che Palmieri. Alonso è un altro che non lo so, è un po' il nome è un po' sopravvalutato. Un po' sopravvalutato. Pretendo che leggi i nomi di chi fa le domande. Sì, stanno scorrendo veloci perché sta salendo, no, il numero di spettatori. Siete bellini. Comunque, probabilmente adesso perché dovevo mettere tutta questa roba qua. Ma in futuro, le prossime live che farò, le farò con StreamYard in modo tale che posso mettere in sovraimpressione la domanda ed è ancora meglio da leggere, secondo me. Il belga è un pensionato d'oro, ovviamente cane pazzo dalla sua tranciata su Mertens. Uscita i like. Simone D'Esposito, ma la domanda è chi può essere il futuro Mertens? Mertens è un giocatore molto particolare. Noi speriamo che Elmas possa diventare al suo livello. Perché no? Tutta la vita Emerson Palmieri. Usciamo la piattaforma viola. A che livello? Ah, deve andare là, ma non lo so, è un'operazione complicata, Maret, quella là. Mi piace molto tutta la storia del calcio italiano. Da bambino mi sono innamorato di Baggio e ora seguo la Serie A. Kingo, il nostro amico spagnolo, gracias por commentar. Non so parlare. Però, ma tenere un Vinicius no, eh? Non lo so, ragazzi. Noi non è che li puoi tenere tutti i giocatori. Alcuni ci credi e alcuni no. Alla fine il Napoli è riuscito a fare una squadra completa. Non li puoi tenere tutti. Alcune volte ti va bene, alcune volte ti va male. Icardi non mi piace, dice Francesco Abate. Maurizio Giordano, nel Napoli ci vorrebbe un giocatore come Antonio Giuliano, Totonno, il buon Totonno Giuliano. Grazie per il commentario, Kingo. Vedi Fabio che mi aiuta con lo spagnolo. Ozil che giustamente ci ricorda il nostro mod che è fuori squadra, giusto? È finito fuori squadra. Eh, però siamo alle solite. Vedi, mi piace di più quello che dice il Pidi. Un De Paul che dall'Udinese viene da noi piuttosto che un Ozil che deve fare il passaggio inverso. Dove ragazzi può funzionare perché il grosso nome, ma può anche non funzionare e tieni addosso uno stipendio da 10 e passa milioni che se non vinci niente hai buttato solo soldi perché non te lo rivendi. E il Napoli purtroppo si autofinanzia, devi anche ragionare su questo. L'esperienza sì, è ovvio, Zil è un top player assolutamente, però sono operazioni rischiose che il Napoli di solito non fa. Vedi per esempio, hai preso Llorente, no? Non è Osil, Llorente, però è quell'operazione là, non te lo rivendi, te lo trovi sul groppone, non ha fatto perché evidentemente fisicamente non era in grado di reggere il campionato da titolare e che ce ne siamo fatte stu Llorente, ci è piaciuto il nome di quello che aveva fatto la finale di Champions eccetera eccetera, però non si è saputo a niente. Lud Barton, ciao, buonasera. Ozil è una testa di minchia, fuori classe nei piedi, ma fa la vita da tossicomane, bruciato da anni. Vedi, io poi non vado nemmeno nello specifico, ma in generale sono operazioni rischiose. Nel particolare, se mi dite anche questo, allora no. Potrebbe essere un nuovo, capito, tipo Nainggolan, che poi, vedi, il- l'Inter ha provato a ricederlo al Cagliari per tutta l'estate, non si è concretizzato, no? È rimasto questo Nainggolan. Dall'esterno tu dici, cazzo, però l'Inter c'ha Vidal, Nainggolan, Barella, cosa, ma Nainggolan non gioca quasi mai. E vuol dire che qualcosa non va, vuol dire che non è in forma, vuol dire che non regge il ritmo partita. Capito? Sono operazioni complicate. Io preferisco i miei al momento, nel senso che se si mettono lì e fanno le cose che devono fare, possono crescere e quando crescono possono rendere al massimo. Angela aveva scritto qualcosa, Fabio traduci. Ah, ok. Vabbè, se stavate parlando con il Kingo. Ci può dire due acquisti e tre cessioni per faresti per gennaio? Ripeto, le cessioni sono Milik, Llorente e uno tra Gulam e Yusai. E prenderei un terzino sinistro che però sto Palmieri è
Prenderei Anastasio come terzino sinistro, va bene? Che vedrete che vi impressionerà domani. Impressionerà. Giocatore finito, penso la sorprenda una squadra americana o asiatica. Esatto, questi giocatori qua che hanno il nome, però Bakayoko se mette più forza nelle gambe, cosa che succederà come è successo allo Zeno, diventa una spada. Ma Bakayoko la forza nelle gambe non gli manca, amico Mod. Gli serve un po' di brillantezza per essere un pochino più veloce di quello che è, ma questo è Bakayoko, ragazzi. Noi non ci dobbiamo aspettare altro da Bakayoko. Bakayoko è un muro e con la sua fisicità si mette davanti al pallone, non gliela levi, la leva lui agli altri. Più veloce di così non credo che sarà mai, però un pochino più brillante, ecco che a noi ci viene meno il patema d'animo. Karbovnik è andato al Brighton, quindi non lo possiamo prendere più, è stato ceduto e lasciato in prestito, quindi Karbovnik non è più il profilo per il Napoli. Il dopo Mertens sarà Berardi, dice Fabio. Berardi è un altro profilo molto interessante che sta sempre là là per fare il salto di qualità, andare in una big, così. Ha fatto tra il campionato scorso e questo campionato mi sembra molto più continuo. Berardi è un altro alla Ilicic che soffre di un po' di discontinuità. Chi lo compra al fantacalcio sa che Berardi ti può risultare l'uomo partita oppure bucarti la partita. Però come profilo penso che è un profilo da Napoli che può arrivare qua ed esplodere definitivamente sì. Belotti vicino a Osimhen credo che si pestano i piedi perché sono entrambi due prime punte. Io non voglio vedere Osimhen tornare indietro o allargarsi troppo sulla fascia. Osimhen deve puntare alla porta e deve fare gol, o deve far fare gol puntando alla porta perché Bruherd. Buonasera ragazzi, quindi mo state entrando perché sono finite le partite, vi siete visti tutti gli highlights, siete contenti di come ha giocato l'Atalanta, siete contenti di come ha giocato Castrovilli? Sì, subito. Mario Pugliese ci offre Castrovilli, io accetto. Dov'è? Fatemelo, fatemelo venire. Quanti anni ha Berardi? Mi pare un 27, te lo posso far sapere subito. Berardi età. 26 anni, è del 94. Quindi è proprio nel pieno. Jovic oppure quel terzino come si chiama del Siviglia, Reguilon, Scream, Reguilon è andato al Tottenham e sta facendo già sfraceli su quella fascia, quindi purtroppo ci arriviamo sempre un po' troppo tardi. Jovic va in galera perché non ha rispettato la quarantena e quindi Paco Alcacer, Eddie Madia non lo conosco. Vale, lo conosci Asso di Roma? Sì, Giovanni, ieri sono pure entrato per un saluto a Proietti e lui mi ha salutato e mi ha detto che faremo presto una live insieme. Io per quando si avvicinerà Napoli-Roma o Roma-Napoli ho in progetto un pochino di sorprese. Sto organizzandomi con un po' di amici che possono fare delle interviste, delle cose. Boca può essere il nostro futuro Mertens, un Berardi, un trequartista che può guardare nella primavera, Simone D'Esposito, primavera dell'Atalanta. Andiamo nei diciottenni del PSV. Angelo Nozzolillo, Tagliafico. Ho guardato l'ultima partita, ragazzi. Tagliafico non è più nemmeno che un Mario Rui all'Ajax. C'ha il nome perché è mancino e perché è argentino, ma non sono rimasto impressionatissimo. Per me, chi guarda le partite di Mario Rui dice: Oh, Mario Rui è mancino, è forte tecnicamente. Uguale. Prendiamo Angeligno e buttiamoci 50 milioni per un terzino buono. Ecco, Francesco, giustamente, tra tutti i nomi che mi state facendo, un Angeligno ti cambia sicuramente la squadra. Sì, sì, però non so se viene al Napoli. Torreira, sì, Torreira però secondo me... Eccolo, c'è Fabio Angeligno, valgo 50 milioni, sì, ti abbiamo preso, ti abbiamo comprato. Torreira Almendra, ma se ne è parlato, però anche lì un pochino tardi. Non lo so se ti cambia il volto alla squadra, capisci? Cioè, boh. Di Lorenzo mi sta deludendo. Sulla questione di Lorenzo
Io sono dubbioso, io non credo che... Sì, ha sbagliato l'intervento del rigore come lo sbagliano tutti. Ha sofferto un pochino Rogerio sicuramente, però resta il terzino più forte che abbiamo secondo me come continuità di rendimento. Cioè tra lui e Usai ti garantiscono un 5,5, 6,5, no? Come prestazione. Poi, mentre invece un Mario Rui che è più forte tecnicamente di entrambi, ti fa la cappellatuccia che rischi la partita oppure fa la grande prestazione. Capisci? Allora, un Di Lorenzo, un Yusai ti tornano utili secondo me. Io non me la sento di prendermela con De Lorenzo in questo momento. Capo domanda, Lollo al posto di Mertens col 4-2-3-1. Sì, qualcun altro pure mi stava chiedendo di Lorenzo Insigne sottopunta. Lo può fare, ragazzi. Anche quando lo ha messo Ancelotti nel 4-4-2 con Insigne più vicino alla punta. Insigne segnava anche di più. Lo può fare tranquillamente, non è un problema. Deve essere convinto di farlo, deve giocare tranquillo di testa e lo può fare tranquillamente. Preferisce partire dalla sinistra? Sì, preferisce partire dalla sinistra, ma in caso Elmas non funzionasse o Zielinski non funzionasse, anche Insigne può farlo, secondo me, tranquillamente. Fabio Angelino, secondo te nel mercato di oggi è impossibile scoprire il profilo sconosciuto tipo Lavezzi dal Sud America che però è un crack? È una bella domanda. È difficile trovarli a poco prezzo perché oramai sono talmente tanti talent scout, gli stessi videogiochi, ragazzi. Cioè, c'è gente che... Ci sono società che si affida ai videogiochi per fare il mercato. E quindi il giocatore alla Lavezzi probabilmente già se lo vuoi comprare adesso non ha sfondato ancora e già lo devi pagare 20-25 milioni. Questa è la differenza del mercato in questo momento. Cioè un Amsic per quello che aveva dimostrato a Brescia, oggi lo pagheresti 20 milioni. Poi si vede se li vale, però già lo avresti pagato tanto probabilmente. Manager is the way to do it, that's it. Insigne è voluto tornare a fare l'ala con Angelotti, fece la sua migliore stagione in quei 6 mesi, dice Mario. Prendiamo quell'attaccante Tim Kiea. Yeah. Non lo so. Non lo so a chi ti riferisci. Non scherziamo, Insigne un giocatore limitato, rende solo da esterno, meglio non spostarlo. Profeta della Mat, io non... limitato, non lo so, io credo che lì su quella fascia dia il meglio, sicuramente. E quando non c'è, manca. Io vedo che il Napoli manca. Perché non sai a chi dare il pallone che te lo pulisce. Sentite i rumori? Non lo so se li sentite i rumori. Scrive l'assassino, ho capito, mi stai dicendo tutti i giocatori del mondo, ma il Napoli non li compra. Che camma fa? Se diciamo tutti i giocatori del mondo, facciamo i rumori. La Juve ci stava dando il pacco con Bernardeschi, Roberto Ciambelli, questo è vero, eh? Ci siamo scansati un fosso perché Bernardeschi non si riprende più. Ho visto ultimamente YouTube mi ha presentato skills goals di Bernardeschi alla Fiorentina. Era fortissimo, Aiù non si manteneva, era magro, era bello esile, dribbling, assist, gol incredibili, non lo prendevi più. È andato alla Juve, è diventato 3 volte tanto grosso, non so se quello sia anche il problema, poi non gli hanno trovato una sistemazione tattica in campo e si è completamente bruciato. Mamma mia, che un talento assolutamente bruciato. Brewer la tocca piano dicendo la cura agricola. Non so, però vedi, dipende sempre da che cura è, perché all'Atalanta pure diventano il doppio, però continuano a correre e non hanno problemi. E forse ci hanno iniettato la roba sbagliata, tutt'acqua. Dice pure Giovanni. E non lo so. Lo stesso Fabian è diventato grosso nel Napoli. Sta facendo un buon lavoro di palestra. Però mi sembra organico. Non lo so. Sallo. Lo so. Però, vedi, alcuni giocatori hanno bisogno di mettere muscoli. Per esempio, Zapata.
Zapata quando ero al Napoli era più esile, un po' più alla Osimhen, se ci fate caso. Poi è diventato più grosso, più fisico e ha anche sviluppato il suo modo di giocare in maniera diversa ed è esploso definitivamente. Se Osimhen fa lo stesso percorso, un po' di chili, non troppi, perché la sua agilità deve essere il suo punto di forza, ed ecco che. A Firenze stava bene, lo amavano i tifosi come Chiesa, e Chiesa potrebbe fare la stessa fine. Aristoteles della Longobarda, secondo me, alla sua età, però ecco, quello è un giocatore che ti cambia le partite in corsa, sì. Il quadricipite di Lozano, il doppio rispetto all'anno scorso, esatto, ma Gattuso l'ha detto proprio, una gamba che va riempita, si deve allenare bene. Zuniga, altre società giocatori vecchi quindi da rifondare. Prendiamoci Timi Toye, anzi Mbappé. Vedi, Scream. Ah, boh, che già dice. Prendiamoci Mbappé. Prendiamoci Messi. Prendiamoci anche Salah. E prendiamoci Holland. Perché tra tutti questi nomi che voi fate, io quello che mi prenderei impossibile è Holland. Poi dopo Sancho, tutti gli altri così. Rimpiangi in Zapata? No, Angela, perché alla fine Zapata l'abbiamo dovuto vendere perché avevamo Higuain. Zapata voleva giocare titolare, poi dopo Higuain è venuto Milik, ma lasciamo perdere Milik. Abbiamo avuto l'esplosione di Mertens, quindi non rimpiango i giocatori che sono andati, vanno bene. Tu vorresti Ronaldo? Pure Ronaldo, magari Mbappé, certo. Sognare non costa nulla. L'importante è sapere che è impossibile. Holland e Gross dovevi prenderlo 2 anni fa. Esatto, ragazzi, ma la squadra più vicina a Holland è stata la Juve. Poi, secondo me, c'è stato un problema di... Cioè, il Borussia Dortmund ha accettato le condizioni degli agenti mettendo una clausola rescissoria abbastanza bassa, tipo mi pare su un 70, solo tipo un paio d'anni di contratti, un 70 milioni di clausola rescissoria, e quindi poi Holland potrà decidere di andare dove vuole, dove guadagna di più. Tipo 20 milioni solo di commissioni, una roba incredibile. Il Borussia è una squadra che i tifosi si sono abituati, loro fanno plusvalenze, mantengono i giocatori per quanto li possono mantenere, poi li vendono, non si fanno problemi. E quindi hanno accettato questa cosa. Il ragazzo sta rendendo tantissimo, per un paio d'anni gli farà quello che gli farà e poi lo lasceranno andare via. Se il Napoli avesse fatto questa operazione sarebbe stata criticatissima dalla critica, perché poi Cavani, il pappone ha venduto Cavani, ci sono alcuni giocatori, poi il Napoli non ha messo più queste cose delle clausole perché è rimasto scottato, ma ci sono alcuni giocatori che tu, Napoli, non puoi trattenere, e se se ne vogliono andare se ne vanno. Noi già è assai che abbiamo trattenuto Koulibaly quest'anno, ragazzi, resistendo perché le offerte non erano all'altezza dell'aspettativa, e adesso è ritornato. Vale un piccolo rimpianto Rogue, ma Fabio Rogue non era un po' troppo cane, un po' che non si manteneva? Cioè nel Cagliari sì, mi sembra quella la sua dimensione, più che una squadra che punta alla Champions, non so. Brewer rilancia Soboslai, e giustamente, ma anche lì credo che sia tardi. Kirikes, mamma mia, ha fatto una partita. Ma Kirikes, esatto, e anche lì lui ha trovato la sua dimensione, titolare inamovibile. Era un giocatore perfetto per il Sassuolo, perché Kirikes ha sempre avuto una buona impostazione e si prendeva dei rischi. Ricordiamoci che ci ha fatto prendere dei brutti infarti Kirikes, però nel Sassuolo perfetto, perché i tifosi non ti danno quella pressione che hai a Napoli. L'allenatore ti obbliga a fare quel gioco là prendendoti anche dei rischi. Ha giocato benissimo, ha trovato la sua dimensione. Purtroppo alcuni giocatori funzionano in un ambiente, in altri no. Baresiches. A me manca Maggio, Angelo, e perché? Maggio ha fatto quello che doveva fare. Noi abbiamo comprato Maggio quando era il miglior terzino della Serie A. Ve lo ricordate? Era la Sampdoria, segnò tipo 9 gol, andò in doppia cifra, non mi ricordo. Andava che andava su quella fascia. Tutta fisicità, tutta corsa, tutto strapotere fisico. Mai avuto un grande
destro per i cross, però gran colpo di testa, grande capacità di corsa. Un cross, mi ricordo di maggio, quello per Dennis contro il Milan, dove recuperammo il 2-2 all'ultimo a tutto, e mi ricordo di gente che uscì dallo stadio perché pensava che la partita era finita, e di gente che al gol di Cigarini rientrò nello stadio per sperare nella cosa ed esplose fuori grotta. E ha fatto quello che deve fare. Peccato per l'epilogo, che non è stato, insomma, non ha avuto il giro di campo che meritava per salutare i tifosi, però si sta togliendo le ultime soddisfazioni a Benevento e va bene così. Vabbè, c'era Maicon, Ginevra, ma io dico il terzino in ascesa. Maicon era già affermato. Terzino sinistro di qualità. Pasquale Parlato, sì, ne abbiamo parlato appunto. No, io di maggio ricordo anche il gol alla Fiorentina, difficilissimo. Fabio Cafab lancia una notizia bomba a cui non credo, perché non avrebbe senso. Castrovilli al Napoli, Gulam e Lobotka alla Fiorentina, non ci credo nemmeno se lo vedo. A me mancano i soldi. Ah, speriamo bene per Osimhen quest'anno, diamogli fiducia, non critichiamolo, sono d'accordo. Angela Torre, Rog, troppi falli, ci ha lasciati in 10 parecchie volte. Quoto per il terzino sinistro del Villarreal, ma Reguilon già è andato al Tottenham, amico mio. Contro il Livorno alla Van Basten, sì, quel tiro che poi c'era. Mi pare che dietro di lui c'era Dennis che pure voleva provare la stessa cosa, ma Maggio si prese la responsabilità e la mise proprio là e disse: hai visto? Hai fatto io, bello, straordinario. Un gol incredibile. E insomma, stiamo entrando un pochino nella Marcord, eh? Bomba di mercato Roberto Carlos al Napoli. Francesco, basta ricordare il passato, guardiamo in avanti. Ottimi giocatori ne escono sempre tutti gli anni, è vero, l'Angella? Quale giocatore di Serie A ti sta piacendo in questo inizio di campionato e che vorresti al Napoli? Angelo Nozzolillo. Giocatore che mi sta piacendo. Non so. Ovviamente Hakimi ha avuto un buon impatto. Ma vorresti al Napoli, tu vuoi dei giocatori che si possono pigliare, oppure per giocatori che non. Giusto come sogno, no? Perché io ti insisto con Hernandez. Non ti dico Ibra perché è inutile, perché poi si sgonfia, ma. Gulam non va da nessuna parte, ricordati dell'operazione sbagliata, esatto. Vabbè, ma magari non lo sanno, baby. Magari loro non lo sanno. Se non ascoltano questo canale, non lo sanno. Mi sentite i rumori? Ci sono i motociclisti giù. Ricordo la doppietta di Fernandez contro Albae. Wow! Vabbè. Quanto mi sarebbe piaciuto Ibra al Napoli. Ti devo dire la verità, Fabio. Per quanto io non amo i giocatori a fine carriera, Ibra a Napoli, l'idea di Ibra a Napoli l'ho accarezzata, perché Ibra non faccia i musi, Ibra è uno. Dico zingaro, ma lo dico nel senso buono, nel senso uno che ne ha viste così tante, è l'unico presuntuoso che ti fa simpatia lo stesso. Ibra è uno che ti cambia lo spogliatoio, poi non lo so, dipende, molte cose devono incastrarsi. A Milano si sente perfetto, è la sua squadra, la sente più sua delle altre in cui ha giocato. Un'altra sfida come quella del Napoli sarebbe stata forse un po' più rischiosa per lui. Se il Napoli ci abbia mai pensato, se la voleva fare l'operazione, non credo. Ibra e De Laurentiis non ce li vedo durare un mese. Però è uno degli unici che. Ibra disse di voler venire a Napoli su Instagram. No, è una di quelle frasi che disse: "Ah, Napoli mi piace, Napoli è una grande squadra, Napoli è una bella città, ma venire a Napoli vogliono tutti venire a Napoli, ragazzi, perché non si lasciano niente di intentato, a parte quelli che proprio dicono non voglio andare al Napoli, tipo Barella. È l'unico che fa la differenza. Zingo sì, esatto, cioè è proprio uno che in campo non vuole sapere niente, è palla o gamba, il che averne di giocatori così in squadra
è importante, non tutti, però è importante averne qualcuno. E Ibra-Napoli sarebbe stato l'apoteosi cioè il popolo napoletano sarebbe impazzito. Immagina quante magliette, anche false, si sarebbero comprati. Sarebbe stato veramente il non plus ultra. Il non plus ultra. Valerio, mi fai sapere come ne pensi di Muassa, terzino sinistro del Real Nice e chi l'ha visto mai, Francesco? Non ho proprio idea. Voi conoscete giocatori che giocano in tutti i campionati, voi siete mondiali, io non ho proprio idea. Ibra faceva le magliette fa, proprio lui. Allora, Pasquale parlato, intanto tutti danno per scontato, anche gli stessi napoletani, che giovedì vinceremo. Dicevamo la stessa cosa con la Z e abbiamo perso. Giovedì dobbiamo scendere in campo concentrati e umili. Sono d'accordo, Pasquale. Con la Z sì, abbiamo sottovalutato la cosa, ma abbiamo anche sbagliato a immaginare come si sarebbero messi in campo, perché pensavamo che comunque avrebbero giocato all'attacco e invece si sono solo difesi. Col Sassuolo io l'avevo detto, c'è il video a testimonianza, si chiama Trappola. Quindi sapevo che sarebbe stata una partita, nonostante le defezioni del Sassuolo, sa che sarebbe stata una partita tosta e l'abbiamo sbagliata. Allora, buonasera Sergio, Fabio Angelino, offendetemi, ma io voglio il ritorno di Maurizio Sarri parlando di cose impossibili. Io no, Fabio. Quello che ha fatto Sarri non lo può fare più, capito? Cioè, al di là del personaggio che mi sta sulle palle oramai perché o era falso prima o era falso dopo o è falso o è sempre stato falso. Tecnicamente io ti dico che quello che ha fatto al Napoli non lo può rifare più perché gli servono 16 giocatori mentalizzati e al massimo della loro carriera, tutti convinti di correre. Non li trovi, non li trovi. L'ha dimostrato col Chelsea, non hanno, ha vinto, ok, ma per le individualità ha dimostrato con la Juve. Quel gioco là, se ti manca quel gioco là, anche senza vincere, non lo avrai più. Non lo avrai più. Quindi meglio cercare qualcosa di diverso che non ci darà quella stessa soddisfazione. Perché la soddisfazione di giocare con Sarri era quel fatto del dominio. Ti pigliavi il pallone e eri teso fino al fischio d'inizio. Io ero teso fino al fischio d'inizio, fischiavo l'inizio l'arbitro, il Napoli si pigliava il pallone e lo faceva sparire. E quello mi faceva arrezzare tantissimo perché si dovevano sempre loro piegare a noi, tutti gli avversari, e il Napoli poi col dominio arrivava in porta, creavamo tanto, facevamo gol, era una roba straordinaria. Comunque non abbiamo vinto. Arriva Gattuso, 3 mesi, difesa e contropiede, vinciamo, portiamo un trofeo a casa. La vittoria ci dà anche qualche soddisfazione in più e magari con un calcio un po' diverso, un pochino meno ragionato, qualche giocatore un po' più libero di testa può fare anche meglio. Alcuni hanno bisogno dello spartito, Usai ha bisogno dello spartito, troppo libero di testa all'Ancelotti non si può fare, però altri possono essere più liberi. Allora, non si può ripetere, sì. Cane pazzo, no, non è milanista, no, 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 lui è tifoso del Napoli, solo che odia i giocatori del Napoli. Atalanta che prende 5 pere, ma come cazzo se fa? Evelyn, benvenuto. L'abbiamo detto in diretta quando le pigliavo. Io ero rimasto al 2-0, ho ripreso il cellulare in mano 5-0. Sarri ne ha vinto una mazza, ho visto la partita con Sassuolo dominata da Napoli, 2 errori dei calciatori sono costati 2 gol. Magna Grecia, sono d'accordo con te. Il Napoli comunque ha creato tanto, ci siamo mangiati 2 gol e su uno di questi poi dopo è venuto, cioè su un'occasione da rigore loro l'hanno sbloccata e hanno continuato questa difesa molto bassa. Tifoso del Napoli ma odia i giocatori del Napoli, sì. Cane pazzo è così, li ritiene tutti mercenari, li odia con tutto se stesso e quando può li offende. Ma noi ce lo teniamo anche così perché lo so che lui dice la maglia, no? E qui vedi, esiste, sono delle non ci fai niente con cane pazzo. Ci ho provato a convincerlo che comunque sono buoni guaglione, ma non, non ci fai nulla. Baby Fox, terzino sinistro. Ah, tu scrivi pure. Ah, Fluido centravanti, sfondamento, Saverio solito allenatore. Perché non dare un ruolo in società a Montervino?
perché darglielo? Capito? Perché non darglielo, ma anche perché darglielo? Montervino deve fare il suo percorso, sta facendo esperienza in altre squadre come dirigente, va bene. Non vedo perché lo debba fare nel Napoli. A noi ci serve se vuoi fare la società che cresce, serve un po' di più. Riconoscenza, sì, Giova, ma la riconoscenza nel calcio ho capito, ma a noi serve la conoscenza. Cioè, giocatori, dirigenti che hanno esperienza, dirigenti che quando sono nel palazzo si fanno sentire, dirigenti che quando vanno a parlare in televisione dicono le cose giuste, hanno conoscenze tra quelli che sono in televisione. A riconoscenza, no, non mi sembra che in questo calcio possa avere spazio poi. Riconoscenza, per esempio, la puoi dare a Mertens per tutto quello che ha fatto, per il rinnovo fino alla fine, gli dai un posto da dirigente. Perché è anche più rappresentativo. Montervino rappresenta il passato prossimo, ma un passato. Ci serve un DS serio, ci serve un DS che però abbia fatto il DS. Ragazzi, sì, per arrivare a 100 mi piace, perché lo so che stasera è moscia, perché tra la cosa di Diego, la Champions League, mi rendo conto che è moscia. Per arrivare a 100 mi piace, lanciamo questa cosa qua. Voi mantenete le dita sopra al cellulare, se state vedendo dal cellulare, oppure se siete da computer e cominciate a scrivere. Cominciate a scrivere tutto attaccato, mi raccomando. Quando scrivete tutto attaccato e poi premete invio solamente quando ve lo dico io, quindi cominciate a scrivere, ma premete invio solo quando vi dico via. Ok? Voi scrivete punto esclamativo, tutto minuscolo, Forza Napoli, tutto attaccato e aspettate. Non inviate. Non inviate. È entrato in sala operatorio, benissimo. Quindi in questo momento tenete pronta la scritta punto esclamativo Forza Napoli, tutto minuscolo, tutto attaccato. Non inviate. Non inviate, bravi, siete in attesa, vi vedo in attesa. E mentre Scream l'assassino continua a scrivere tutti i giocatori possibili e immaginabili che ha trovato nel pacchetto di Football Manager, io vi dico premete invio Forza Napoli e vediamo che il bot impazzisce. Vai col Forza Napoli, facciamo impazzire il bot. E mentre impazzisce il bot io prendo un attimo fiato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, è impazzito. E poi non riesco più a leggere, vedi? Perché impazzisce, tutti quanti insieme siete stati fantastici stavolta, perché tutti l'avete scritto perfetto, uno dietro all'altro, stavolta è venuto benissimo. Ah, che meraviglia. Guarda. Ah, è troppo bello sto fatto. Questo non lo fa nessuno. Io il fatto del bot l'ho rubato da Asso de Roma. Ho visto il bot e l'ho rubato. Il fatto, per esempio, invece dello screen dietro di me, no? Questo qua, tipo conferenza stampa, l'ho rubato da Prince Nerazzurro. Mi faccio dare delle idee, perché quando le idee sono buone. Però nessuno ancora ha fatto questo fatto qua. Non l'ho visto fare da nessuno e adoro che è venuto da questo canale, è venuto da Marco, se non mi sbaglio, questa idea geniale. E poi l'altra idea geniale era anche quell'altra, tra i moderatori e gli altri amici, che invece, se invece di scrivere Forza Napoli, scrivete punto esclamativo Juve, sempre minuscolo, poi il bot reagisce in un altro modo. Ma è giusto perché ci troviamo di fronte a questa. L'idea è tua, Mod, scusami. Vedi, giusto perché ci troviamo di fronte a questa immagine che era Napoli contro Juve, abbiamo fatto Forza Napoli, punto esclamativo Juve. Quale idea ebbe Marco Aveta che non mi ricordo? Anche tu hai ricordi di salernitani che ci sfottevano, miserabili. Giovanni, con la Salernitana non c'è mai stata simpatia, eh? Purtroppo sì. Purtroppo sì. Allora, perché no, Scream non dovrebbe reagire bannandoli. Io stabilisco io cosa deve fare il bot. Per esempio, potrei dire al bot che se Scream l'assassino scrive la stessa frase, copia e incolla troppe volte consecutivamente, ti può bannare. Il bot reagisce come decido io.
Non quando scrivono tutte le cose insieme. Nemmeno cosa la Casertana. Invece con l'Avellino c'era. Col Benevento non c'è mai stata Maretta. Con l'Avellino stavamo tranquilli finché non ci hanno. Abbiamo perso in Serie C che stavamo andando. Che stavamo andando in promozione, invece ci batterono. Top! Io credo che Gattuso ha trasformato un punto di forza 4-2-3-1 in corso dopo in un punto di debolezza perché con il 4-3-3 è il modulo ideale per questo Napoli. Top! Ma non abbiamo anche detto che con il 4-3-3 facevamo tutti i passaggi e non potevamo sfruttare Mertens e Osimhen insieme e quando siamo passati al 4-2-3-1 abbiamo detto tutti quanti abbiamo trovato una nuova cosa. Allora non possiamo sempre fare una cosa e dire il contrario, fare una cosa e dire il contrario solo quando si perde una partita. È questo che non va bene. Allora quando il Napoli vince 6-0 col Genoa e mi dicono il Napoli deve giocare col 4-3-3, io là li ascolto. Ma se i giornalisti cominciano a dire solo quando si perde il modulo non va bene, Osimhen non è buono, solo quando si perde, è disonestà. Perché vuol dire che non sapete che le capita Richard e vi dite ok, cambiamo modulo, ok, cambiamo punta. Non è così, non è così. Le partite vanno analizzate, se hai giocato bene, sei stato sfortunato, hai giocato bene, sei stato sfortunato. Se gli avversari sono stati più bravi di te, gli avversari sono stati più bravi di te. Non significa che devi buttare il mare con tutti i panni col bambino e l'acqua sporca. Ho fatto il dissing. Marat, calmati pure tu, però, perché troppa roba non riesco a leggere niente se scrivi like. Una volta alla volta. Allora, con la Juve Stabia è sempre stato un buon rapporto alla fine, credo di sì. Deku, perché ci stiamo lamentando? Infatti, veramente non lo capisco. Perché solo quando perdi il Napoli non gioca bene, quando vince ok tutto bene. Ma è sbagliato, Scream, è sbagliato, bisogna... Sergio Trapani ha un'idea, fammi sapere l'idea. Brewer, sono d'accordo, lo ripeterò fino alla fine della live. Perché se non lo capisco. Partenopeo, orgoglioso di esserlo, esatto, sì, questa è pure una buona idea. Il profeta, ma la Z è un buon dentifricio, alla Deco si trova l'offerta anche a 70 centesimi, va bene, battute. I calciatori fino a quando indossano i colori della nostra società devono essere sostenuti. Senza una nostra carica come scenderebbero in campo se no? Oltretutto in un periodo in cui non ci sono manco i tifosi allo stadio, noi dobbiamo fare il nostro sui social. È importante, Ivelina, hai ragione. Come sta Diego? GDL pare sia entrato in sala operatoria una mezz'oretta da poco, quindi non possiamo avere... Non possiamo avere altre notizie. Non so quanto dura questo tipo di operazione. Ragazzi, ma se io vi lascio un attimo soli e vado a fare la pipì, quando torno trovo più mi piace e più supporto. Vi metto una canzone. Questa non è una canzone, ma è tipo un loop un po' ipnotico. Brewer apprezzerà. Non andate da nessuna parte?
qua, eccoci tornati. Avete fatto impazzire il bot, tutto è anche giusto. Live match, eccoci qua. Ah, silenzio. Vi è piaciuto il loop? Anche un'altra canzone. Bill Gates, ma lasciamo perdere, questo è un altro paio di maniche. Allora, che sta succedendo? Ah, vi siete organizzati con i bot per scrivere Forza Diego, benissimo. Ce la farà ragazzi, ce la farà. È il 3 novembre, non... Metti un po' il giorno all'improvviso. E ho sempre paura poi dei Righeira che mi fanno causa. È colpa delle 5G. Mamma mia, ho visto poi dei video, ragazzi, incredibili, dei negazionisti. C'è un amico che io insisto a cui faccio gli auguri di guarigione, che in questo momento è positivo, con sintomi, e sta facendo veramente di tutto e sta lottando, e io gli faccio il mio in bocca al lupo personale. Non so pazzesco, tiene l'età mia questo qua, cioè... Chi si è permesso di dire è una semplice influenza, chi si è permesso di dire prende solo i vecchi è completamente pazzo. Purtroppo questa cosa esiste, se sei sfortunato e la becchi si soffre tanto. E sto parlando di gente che non fuma, di gente che è fisicamente integra, e quindi gli faccio il mio in bocca al lupo. Anche due amici miei oggi l'hanno saputo, stanno malissimo. No, ma è così, ragazzi. È veramente una brutta storia che speriamo si risolva presto, ma ormai stiamo quasi arrivando ad un anno di questa follia che non si riprende più. Veramente tosto. Chi sarà l'uomo partita per noi contro il Rijeka? Angela Torre, io dico... Elmas, voglio che sia Elmas, poi non lo so. Speriamo che Elmas faccia una grande partita. Leggi su Sergio Trapani, fammi vedere. Sergio Trapani, perché vedi tutti sti bot, ma giustamente non riesco più a leggere quelli che avete scritto prima. Un comando bot, metti disonestare, c'è scritto ah, bellissimo. Grande, grazie mod per avermelo fatto leggere, bravo Sergio, è bellissimo. Lo faccio subito perché mi diverte tantissimo questa cosa. Nightbot, ti do un altro comando, login, comando, custom, aggiungi comando. Potrei fare così, guarda. Il comando è Sky e la risposta è disonesti. È bellissimo. Vedi? Così. Guarda che carino. È geniale, geniale. Tutti a criticare Gattuso, ma porca puttana, tutti uniti con De Laurentiis quando ha tolto 4 punti, uno certo dalla classifica, e poi si perde immediatamente, tutti quanti in vergogna. Non ho capito il legame tra Gattuso e De Laurentiis, cioè perché devi essere pro Gattuso e contro De Laurentiis in questa cosa? Non è stato colpa di De Laurentiis che ci hanno tolto i 4 punti, dovevamo non andare. Purtroppo è stata l'ASL. Che sto facendo? Non ho preso la bocca. Vedi perché devo usare sempre la tazza, perché sennò non prendo la bocca, faccio pubblicità alla Pepsi e non va bene. Ah, siamo quasi arrivati a 100. Bravi ragazzi, questo significa moltissimo per me oggi, perché era una live moscia, lo capisco, però mo mi atteggio pure io, perché YouTube che non dà le notifiche. In realtà no, in realtà siamo pochi, ma quei pochi siamo buoni, e se tutti quanti cliccano mi piace, cliccano subscribe, si iscrivono e cliccano la campanella e poi fanno tutte le notifiche, ecco che diventiamo di più. GTL ha visto adesso Atalanta-Liverpool 0-5, ci siamo già divertiti a questa cosa qua. Off topic, sono il basso, sì Fabio, è il mio strumento principale,
cominciato con la chitarra, suono un pochino la batteria, però il basso è la mia arma preferita. Cosa ne pensi del fatto che non abbiamo un simbolo che ci rappresenta? Io metterei il Vesuvio. Che come mai non abbiamo un simbolo? Il simbolo è il ciuccio. Il simbolo originale era il cavallo, poi se non mi sbaglio ci presero in giro. Parlo proprio degli inizi del Novecento, lo cambiarono quasi subito. E poi presero il ciuccio per fare una anti-sarcastica scelta e poi rimase. Ce l'abbiamo il simbolo, sono... No, vale, a volte non le dà, a me l'ha data stasera. Vedi per esempio le notifiche non arrivano, quindi posso atteggiarmi pure io che YouTube non mi vuole bene e non fa arrivare le notifiche agli iscritti. È vero così. La emoticon del ciucciariello. La dovrei sviluppare. Fare un emoticon anche personalizzata per... insomma, per tutti gli abbonati. Poi ci ragiono. Nel frattempo vi beccate Yusai. Che Yusai è un po' ciucciariello, ma in senso buono, no? Che è un po' ignorante tecnicamente, però poi si mette la testa bassa e sulla salita, perché io ciuccio se viene in coppa si aiuto quando le difficoltà, no? Allora il cavallo che è bello da vedere, è veloce e tutte queste cose qua, ma poi sulla salita chi chiami se non chiami il ciuccio di fatica? E quindi... Bello su Fatte Sky, voglio. Bello su Fatte Sky, grande idea ragazzi, veramente grande idea. E se non sei iscritto al canale sei completamente pazzo, lo dice anche il Nightbot. Ragazzi, siamo a più di 2 ore di live. Grande Valerio, io che all'improvviso mi vengono questi temi, merito 8.900 lauree. E Pumarola aumentano, i ciucci si staccano in coppa si aiuta, esatto. Puoi leggere la mia considerazione, concordi? Evelyn, me la sono persa, riscrivila. Dove si può sentire un po' di roba tua? Fabio, il canale mio musicale è... Vedi qua sotto? Valerio Fluido, questo è Instagram. E su Instagram ci sono un sacco di video musicali. Se tu fai youtube.com/valeriofluido, come sta scritto qua, non so, ecco, qua, /valeriofluido instead of /Caffè Napoli 1926, trovi il mio canale musicale, ci stanno un po' di cose musicali. Grazie per avermelo chiesto. Si parla di distanza di sicurezza e poi sul canale 5 un programma di costanza le persone stanno con un pannello di distacco. Ma io sai pallone d'oro, io sai come ciuccio non hai mai a capo quando grossa, è un po' così in effetti, ma anche se la alza poi sono i piedi che non reagiscono. Io sai ha fatto un paio di cose bellissime l'altra volta, il sombrero, cosa, poi arriva là o col sinistro o col destro, o è troppo alto, è troppo basso, insomma. Vale, perché con 2 centravanti non lascia Lozano a destra e Politano a sinistra con Rui sia con la Z che con il Sassuolo? Tu dici tu per avere la possibilità dei cross, sono d'accordo su questa cosa qua. Alle volte i due trequartisti, le 2 ali possono stare a piede loro, con il piede loro forte e mettere più cross. In realtà come tu aggiungi, hanno intervistato il dottore prima che iniziasse l'operazione, ha detto tranquilli, è un'operazione di routine, è solo una riduzione dell'edema. Ok, bene, questa è una buona notizia, Fabio. Questa è una buonissima notizia. Bene, in bocca al lupo Diego. Per quanto riguarda il fatto tattico, sì ragazzi, qualche cross può venire anche da queste cose qua. In realtà dovrebbe essere più roba dei terzini che arrivano col piede giusto quando i 2 Politano e Lozano si accentrano, però alle volte si può anche provare ad invertirli. A me Lozano a destra piace, lo dico sempre. Mi piace forse anche leggermente di più che a sinistra. Grazie a tutti, Sergio. Grazie a tutti voi ragazzi, siamo a 95, purtroppo... Aspetta, dai. Forse penso di aver capito cosa è successo. Mod. Penso di aver capito cosa è successo. Mi rivolgo a te, amico bellino, che ti sei dimenticato
di mettere il like perché ti stai godendo la like, perché stai là spaparanzato sul divano col cellulare, o stai col tablet, o stai col computer, insomma come stai, ti sei dimenticato perché non l'hai fatto apposta, ma ti sei semplicemente dimenticato perché te la stai godendo. Lascia il mi piace in questo momento e vediamo un attimo che almeno 2 di voi si sono dimenticati, perché vi vedo dimenticarvi, godervi la live, non scrivete perché è una forma di intrattenimento. Lasciate il like. No, che sciogli i capelli, non cambia niente. Vediamo un pochino. Evelyn, allora se nel 4-2-3-1 abbiamo 2 centrocampisti lenti, non rallentiamo la manovra? Non è meglio avere un Zielinski in un Bakayoko o un Dembe e un Fabian per aumentare sia velocità che equilibrio? Sono d'accordo al 100%. Sì. In realtà quando si rallenta la manovra, uno che potrebbe aggiustare questa cosa è Mertens, che viene, se viene un pochino più giù, può aiutare a dare lo so Angela, può aiutare a dare una soluzione in più. Altra notizia freschissima da Fabio. Rizzoli intervistato ha ammesso gli errori di Giacomelli in Milan-Roma e di Piccinini su Lozano col Benevento. Ups, allora siamo arrivati a 100 like, 99, 98, non vedo. -1, vabbè, vedi. Fatto bene ragazzi. Mariano Audiovisual, bravo. E quindi l'ha ammesso perché Rizzoli non voleva esporsi su quanto riguardava Giacomelli, perché voleva prima parlarne con loro, con l'arbitro, con la VAR, eccetera eccetera. Poi ancora ci sono ancora delle cose che non aveva chiarito. Ma evidentemente no, quando poi devono ammettere anche loro l'errore, vuol dire che qualcosa non va bene, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quando hai due, no? Hai un arbitro in campo e hai anche la VAR, ma è mai possibile che entrambi sbaglino? Diventa un pochino complicato e poi ci fate venire i sospetti. Se ci volete togliere i sospetti, andate a parlare. Andate a parlare dopo e ci spiegate come funzionano. Togliete il dislike, ma qualcuno della Juve sarà passato e ha messo il dislike, che ci puoi fare? Adesso ci serviva James Rodriguez che voleva a tutti i costi l'uomo educato che saluta sempre. Puzzitto Zangaro stavo. Esatto. Ma va benissimo ragazzi, i dislike pure fanno un movimento, lo sapete? Però ammettiamo anche noi che nel primo tempo c'era un rigore non chiamato della VAR per il Sassuolo. No, quello di Lozano dici tu. No, non è rigore. L'ha detto. Come si chiama? Ho guardato il video di Luca Marelli. E Luca Marelli è al di sopra di tutti i sospetti. E lui ha detto: questo rientra nella categoria dei rigorini, nel senso che è ad interpretazione. E lui, da arbitro, non tifoso del Napoli, non tifoso del Sassuolo, ha detto: io non l'avrei mai dato. Quindi non lo dico io. Aggiungo, sempre per onestà, che vedendo e rivedendo la situazione di Osimhen, la trattenuta che fa quello del Sassuolo su Osimhen comincia fuori aria, molla subito, Osimhen non cade in tempo, anche lui mantiene un pochino la maglietta del Sassuolo, quindi là c'è poco da protestare. E le proteste che abbiamo fatto così vigorose, perché Osimhen è così anche nervosaccio a volte, ci hanno un po' distratto e abbiamo preso la seconda siringa ed è colpa nostra. Quindi Lozano l'ha toccata la palla e non mi pare di no, sinceramente. La tocca, lo dissero in telecronaca, l'ho rivisto mezza volta, veramente tocca la palla leggermente. Si parla di rigorino, così l'ha chiamato Luca Marelli, che lui non avrebbe dato. Quindi siamo a posto. Siamo arrivati a 100, qualcuno mi dice siamo arrivati a 100, boom boom boom, benissimo ragazzi, sono contentissimo, 100 mi piace, per una serata mosh, cioè quando ci sono 58 simultanei, 59 e 100 mi piace vuol dire che vi siete comportati molto bene e vi voglio bene. Allora, A613, ti ripeto, contattami da qualche parte, altrimenti non riusciamo a organizzarci con gli altri mod, perché dobbiamo organizzarci e sviluppare questo canale ancora meglio. Te lo dico adesso che sei online.
contattami da qualche parte, non mi far mettere la mail qua, la puoi trovare nella sezione info del canale, se non hai Instagram e tutte le altre cose. Trump ha ritwittato, cari ritwittato, madonna mia, ho paura. Ho paura. Attenzione, è impazzito Marco Basile. Brewer, sei ancora online? Ah, il buon Marco ha comprato il cappellino amore. Bellissimo. Capa Arancione ha twittato, il che significa, è un tweet tipo De Laurentiis. Ah, grande Marco, allora non vedo l'ora di ricevere il selfie. Ah, che meraviglia, comincia, ragazzi, bellissimo. Allora ragazzi, io vi bacio e vado a seguire questa situazione di Trump perché io devo capire cosa succederà nella mia vita, questo ne va del mio futuro. E da domani io dovrò cominciare a parlare con gli avvocati perché devo capire se devo rimanere in questo paese o meno, a seconda della cosa che è così. Quindi io vi voglio bene. 2 minuti che cosa? Che cosa? 2 minuti che cosa? Io purtroppo penso che nell'ultimo periodo sono successe 2 cose che ci hanno preso le contromisure con Nuovo Moro e soprattutto con Osimen. Ciro, ebbene sì, il nostro... sorry. Deve fare la differenza, soprattutto trovi la... Ma quello è, Maria. Quello è successo. Poi noi dobbiamo trovare le contromisure. Facci vedere il merch in live. Ah! Ragazzi, io potrei fare una cosa. Vi potrei fare vedere un'anteprima. Vediamo se la riesco a fare, Tanto siamo 55, non siamo nessuno se la vede fino alla fine. Potrei fare così. Visto che il mod è bellino e mi ricorda le possibilità della live. Voi sapete che il mio canale del merch, fluido.net, eccetera, eccetera. Ma se io vi faccio vedere una cosa, che sto provando ad avere una collaborazione con una ditta italiana che fa il merch, ok? Adesso io vi faccio vedere una cosuccia in anteprima, visto che siamo tra di noi. Gli amici che resistono fino alla fine meritano questo tipo di trattamento perché siamo tra di noi. Sì, apri il sito, ok, sì, però intanto voglio farvi vedere prima questa anteprima qua. Boom! Allora, guardate. Nuova maglietta che tra l'altro sarà possibile addirittura fare la personalizzazione dietro. Io questa qua la sto aspettando e c'è la personalizzazione dietro con nome e numero. Pensate un pochino. Ma questa comunque è una maglietta per uscire. Io la faccio con nome e numero per sfizio, ma è per uscire. La mascherina. Speriamo non doverla utilizzare mai più. Però sai, la potete utilizzare anche sopra gli occhi per dormire, per le occhiaie. Ma comunque la mascherina. La maglietta amore per le donne, che può essere un regalo interessante. Le nuove tazze che dietro ci sta la scritta amore con la tazza così. Questa è un'anteprima assoluta che nessuno ha visto mai. E poi ovviamente il resto del merch che è ancora... queste qua ancora perché io sto aspettando i samples e appena mi arrivano i samples dall'Italia, che ci mette più tempo, io vi faccio vedere la qualità e vi faccio vedere che magari... partendo dall'Italia, partendo da Napoli, per chi è in Italia, magari possiamo avere un prezzo ancora più vantaggioso. A me resta sempre tale e quale, però può essere un prezzo più vantaggioso per voi per prendere questa roba. Dopodiché, ovviamente, sapete, il fluido.net funziona sempre alla grande e ultimamente abbiamo aggiunto il cappellino bellino degli amici Bellini Amore, customizzabile nel senso in vari colori. Vedete, vi faccio giusto questo piccolo screenshot. Fluido.net sapete dove trovarlo. E questo è un piccolo screenshot di quello che al momento c'è, no? La Lete che però è Lote, l'amore e il cappellino scontata, la Lete Out con variazioni d'azzurro, poi ci sono anche, c'è la tazza, c'è un pochino di cellulari iPhone, eccetera, eccetera. Ma
Basta con le marchette, grazie amico mio che me l'hai chiesto. Io direi che ci siamo perché non ce la faccio più, devo andare a vedere la mia vita se funziona o meno. Ne devo fare una con la scritta top player, lo farò. Amico mio, se non mi mandi una mail, stasera non sarai più mod perché tutte queste idee me le devi dire su altri canali, non durante il live. Vi voglio bene, organizziamoci noi mod, ragazzi, amore miei. Amore, sto chiudendo la live. Mua. Veramente mua. Perché voi mi fate sentire più vicini a Napoli e in un momento come questo non è poco. E senza assoli di basso, perché ci siamo anche rotti i coglioni di fare sempre la stessa cosa, vi dico un segreto e il segreto è: